Ben trovati per questa premiazione attesa di un concorso davvero speciale arrivato alla 10ª edizione per merito di Regione del Veneto, Umpli Veneto e dell'Ufficio Scolastico Regionale, un concorso dal titolo eloquente: tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Veneto. Oggi 25 marzo, come da tradizione di questo concorso, si svolgeranno le premiazioni con tante scuole, con tanti progetti che vi presenteremo con il commento dei protagonisti. Il 25 marzo, sapete, è la ricorrenza della nascita di Venezia. Quest'anno si celebrano i 1600 anni dalla sua fondazione, ma oggi è anche il Dante di. Ovviamente si onorano i 700 anni dalla morte del poeta. Prima di cominciare con dei saluti istituzionali, voglio ringraziare tutte le scuole partecipanti, ovviamente i dirigenti, gli insegnanti, i sindaci che ci stanno seguendo, che ci hanno aiutato. Grazie ovviamente a chi ci sta seguendo in diretta, e soprattutto andremo a celebrare anche queste collaborazioni tra le nostre scuole e le nostre Proloco. Io non voglio dilungarmi, ma vorrei iniziare a conoscere alcuni dei protagonisti che mettono davvero il cuore perché tutto si svolga correttamente, ed è stato un anno ovviamente di emergenza, dove aver conseguito questi risultati con tante scuole, tanti progetti, davvero è stato una bellissima emozione. Andremo poi davvero a seguire queste presentazioni che ci daranno sicuramente molto. Io chiamerei in causa l'assessore all'identità veneta di Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, che è qui con noi. Assessore, grazie ovviamente per essere presente, ma lei ci tiene molto a questo concorso, a questi progetti, e ovviamente converrà con noi che i risultati sono sempre davvero sorprendenti. A lei la parola, Assessore. Grazie. Naturalmente buongiorno a tutti, porto il saluto della Regione del Veneto, del Presidente Luca Zaia. Per noi questo è un appuntamento importante. Siamo alla 10ª edizione e nonostante tutte le difficoltà dovute alla situazione emergenziale sanitaria, che vedono anche la didattica limitata nella presenza, devo dire è stato fatto uno sforzo incredibile e veramente encomiabile da parte di tutti per riuscire a dare continuità a questa iniziativa. Un'iniziativa che per noi rappresenta un valore identitario, culturale, una capacità di trasmettere quella che è una storia di cui siamo orgogliosi come veneti e che riteniamo che sia un momento di forte apertura rispetto anche alle sfide del futuro che aspettano i nostri ragazzi, perché questo racconta la storia del Veneto. Devo prima di tutto quindi ringraziare tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo, la loro passione per dare vita e continuità a questo progetto. Innanzitutto le nostre Proloco, l'Umpli, con i saluti che vanno a Giovanni Follador, Antonio Ospina, che sono i rappresentanti nazionali e regionali. Naturalmente nulla si potrebbe fare senza la collaborazione dei nostri insegnanti, dei nostri istituti scolastici, e quindi un ringraziamento che va in particolar modo all'ufficio scolastico regionale, alla dottoressa Palumbo. Poi chiaramente i nostri ragazzi che hanno sempre avuto la capacità di individuare dei progetti innovativi, dei progetti anche molto fantasiosi, che riescono ad adeguare quello che è il racconto di una storia, quelli che sono il racconto di tradizioni ai veicoli moderni, ai metodi e ai messaggi comunicativi che oggi ci propone il sistema della comunicazione e in cui i nostri ragazzi sono perfettamente calati e forse addirittura molto più avanti di chi come me appartiene a un'altra generazione. Dicevamo che c'è una ricorrenza importante in questa occasione, ovvero la tradizione vuole che la fondazione mitica di Venezia fosse nel 421, quindi oggi celebriamo proprio il 25 marzo del 2021, abbiamo celebrato i 1600 anni della fondazione della città di Venezia. Venezia per noi non è solo una città unica, bellissima, che tutto il mondo ci invidia e che è patrimonio universale riconosciuto anche dall'UNESCO e che quindi è una capitale mondiale della cultura.
ma è anche la rappresentazione di una comunità che ha saputo interpretare un modello di vita, di cultura, di arte, di sviluppo e di libertà, sottolineo sempre. La storia di Venezia ci racconta che ha sempre individuato nel riconoscimento del prossimo, nella apertura nei commerci, nell'apertura delle relazioni con il resto del mondo, un grande momento di sviluppo e di prospettiva. Non a caso Venezia, nella sua storia, racconta una storia di città e di capitale del mondo, e già globalizzata in un mondo come quello di oggi, in cui la globalizzazione è un fenomeno condiviso da tutti. Forse lo è stato in Venezia, ne è stato l'elemento precursore che la storia ci può già raccontare. E questo per noi determina anche una ricaduta importante, perché il modo di interpretare determinati valori e di tradurli nella vita quotidiana, che si rappresenta nelle sue tradizioni, nella vita sociale, nella costruzione delle nostre comunità, ha perfettamente assimilato questa forma di pensiero, di rappresentazione. Tanto è che i Veneti, esiste un Veneto, e questo lo dico sempre ai nostri ragazzi, esiste un Veneto nel Veneto, ma esiste anche un Veneto fatto di Veneti nel mondo, che sono 5 milioni, e che portano avanti lo stesso modo di interpretare la vita, il lavoro, la solidarietà, e che per noi rappresenta un vero punto di orgoglio ed una bandiera del Veneto che quotidianamente sventola nel mondo. Ecco perché è importante come regione promuovere e valorizzare elementi che richiamano la nostra identità, ci fanno comprendere le nostre radici, ci danno una base, un terreno solido su cui camminare per affrontare tutte le sfide del futuro che ci aspettano. Devo dire quindi che per noi questa è una piccola, grande iniziativa che nel corso degli anni ha visto sempre maggiore partecipazione. Naturalmente questo è un momento contingente in cui non abbiamo la possibilità di vederci in presenza e i numeri ne sono stati condizionati, ma che vede anche una bella collaborazione con le Proloco, che sono il nostro braccio operativo e senza le quali non riusciremo a realizzare questo progetto, con le famiglie, con gli insegnanti, con le scuole, con gli amministratori, i nostri sindaci, che sono i primi rappresentanti delle comunità e che sono un po' dei capifamiglia, diciamo, nel portare anche quello che è il modo di interpretare la vita comunitaria e sociale dei loro paesi, e che quindi hanno sempre aderito con grande disponibilità a questo progetto. Nel corso di questi 10 anni sono stati proposti oltre 1000 progetti, e sono progetti che hanno dato l'occasione di riflettere, di valutare, di conoscere delle realtà ai nostri ragazzi. Per noi questo significa seminare bene per riuscire a costruire, a gettare una forma di pensare, un modo di pensare, un'interpretazione della vita insieme, che sarà quella che vorremmo dei Veneti di domani. Naturalmente noi in questo vogliamo interpretare un pensiero di grande apertura per chi vive in Veneto, da qualunque parte del mondo venga, perché per noi chi vive in Veneto interpreta il modo di vivere Veneto, i valori veneti, l'identità veneta, può fortemente essere un nostro portatore di valori in tutto il mondo, e quindi noi ne siamo assolutamente convinti. Ecco, altro che dire, noi ci sono dei premi, ci sono naturalmente una classifica. Io faccio i complimenti a tutti coloro che hanno partecipato, mi congratulo con coloro che hanno avuto un riconoscimento, ce ne sono tanti, e quindi in bocca al lupo. Naturalmente non posso anticipare nulla, ma in bocca al lupo e buon concorso a tutti. Grazie, grazie di cuore Assessore per l'ottima introduzione, presentazione, ricca ovviamente di stimoli e di considerazione su queste relazioni poi sociali davvero tra territori, scuole, Proloco che lei accennava, e i primi cittadini. E non dimentichiamo che tra poco andremo anche all'interno proprio del concorso per raccontarlo, magari a chi non ne conosce gli ambiti di appartenenza, i lavori dove si sono mossi i ragazzi per ovviamente preparare i loro progetti. Lo faremo con il coordinatore di questo progetto per Umpli Veneto, Fabrizio Tonon, ma intanto Umpli Veneto è il cuore, l'anima di questa progettazione
puntualità. Ho il presidente Giovanni Folador, il quale chiamo in causa ovviamente per portare il proprio contributo a questa mattinata. Buongiorno Prego. a tutti. Buongiorno a lei. È con piacere che oggi celebriamo in questo modo i 1600 anni di Venezia, in un modo straordinario, perché chi mai avrebbe pensato che in un anno come terribile come quello che è stato e che continua ad esserlo, fossimo riusciti a mettere in piedi questo concorso, a realizzarlo e arrivare oggi alle premiazioni. Voglio sottolineare, cioè, le scuole che hanno partecipato, come hanno vissuto questo anno scolastico in maniera, la dottoressa Palumbo ce lo dirà, e ringrazio del sostegno e della partecipazione, ma sono degli eroi. Io sono ex insegnante in pensione, ma dico, eroi questi insegnanti che nonostante tutte queste difficoltà riescono ancora a fare didattica, a animare le scuole, a partecipare a queste importanti manifestazioni che creano identità, creano cultura nei loro ragazzi. Quindi veramente un plauso grande. E un plauso grande anche alle mie pro loco, cioè, che hanno collaborato a questa iniziativa, parecchie, con parecchie scuole, perché ancora una volta si dimostra come che le pro loco sono i veri custodi dell'identità e della cultura del nostro territorio. E per noi questo è un impegno. Grazie poi, l'ha già detto Luca Pinzi, ma voglio dire a chi ha poi lavorato in maniera e ha coordinato tutto questo progetto, Fabrizio Tonon, presidente dell'Umpli Venezia, ma oltre, e tutto il suo gruppo di lavoro. Sono stati straordinari, compresa poi anche la segreteria, voglio citare la Paola, che in questi giorni era particolarmente agitata per l'organizzazione anche di questo ultimo evento di premiazione. Quindi oggi noi siamo qui proprio anche per celebrare in maniera positiva e per mostrare quello che sono stati capaci di fare le scuole, ma penso che sia un plauso in questo momento così grave per tutti, che i Veneti dimostrano ancora una volta di fare delle cose incredibili come l'hanno fatte nel fondare Venezia 1600 anni fa. Grazie. Grazie Presidente, è davvero un gioco di squadra e tra poco avremo un altro protagonista in campo, ci porterà il proprio contributo anche il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. Intanto vi racconto che nei social le condivisioni stanno crescendo, sono circa una cinquantina. Ottima come premiazione, poi vi racconteremo anche gli aspetti transnazionali di questo progetto che vanno a coinvolgere anche scuole italiane in Istria. Avremo ospiti, anzi più che ospiti, loro sono a casa propria ovviamente in questo progetto nella regione Veneto. Carmela Palumbo è con noi, direttore? Eccomi Eccoci. qui. Ben Allora, trovata. grazie, buongiorno a tutti. Io devo veramente salutare e ringraziare prima di tutto la Regione Veneto, l'assessore Corazzari, che ho sentito, l'Umpli Veneto, che col suo presidente, le Proloco. Credo che una giornata migliore per questa premiazione non poteva esserci. Perché, come è stato detto, non solo ricorrono i 1600 anni della fondazione di Venezia, ma oggi si festeggia anche il Dante D. È il Dante D, no? Quindi la giornata nazionale che è stata individuata per una serie di motivi storici come giornata da dedicare tutti gli anni a Dante. E guardate, io credo che ci sia proprio Dante, forse è come dire il maggior rappresentante di quanto
la storia e le vicende, no, che lui ha raccontato, soprattutto della città di Firenze, soprattutto di quel grande microcosmo in realtà nella storia appunto sua contemporanea, sia poi paradigmatica della storia, direi così, complessivamente. E di come poi diciamo l'attaccamento alla propria patria, alla propria identità diventi storia universale, tant'è vero che siamo ancora qui a leggere, a decantare i versi di Dante. Quindi credo che ci sia possiamo veramente cogliere un nesso tra questi tre momenti, la premiazione del nostro concorso e questi eventi sicuramente più grandi, più importanti, ma che in qualche misura, ecco, diciamo, hanno anche un filo conduttore simile che possiamo vedere assieme, perché appunto quando si studia in modo approfondito la storia, l'identità, le ragioni culturali di un territorio, in realtà in quel territorio si ritrovano anche le ragioni della storia che poi ha riguardato un intero paese, un'intera nazione. Quindi credo che sia molto importante e anche, posso dire, un segno di grande normalità della scuola, diciamo, aver potuto portare avanti il concorso e anche essere qui adesso nella fase di premiazione. Come pure è stato importante come dire, portare avanti tutto il protocollo che noi abbiamo con la Regione del Veneto e che andremo proprio a breve a rinnovare, con una serie di azioni che non riguardano appunto solo direttamente gli studenti, ma la formazione dei docenti, e quindi si tratta di iniziative peraltro molto articolate e che vorremmo anche che riguardano per esempio i PCTO, quindi i percorsi per l'orientamento e le competenze trasversali degli studenti, e che quindi vorremmo ulteriormente implementare e sviluppare con la prossima diciamo sottoscrizione, perché il protocollo scade a ottobre e quindi siamo già in linea, diciamo, in intesa con la Regione per rinnovarlo e per arricchirlo anche con altre iniziative, proprio perché abbiamo potuto verificare congiuntamente con la Regione quanto sia stata produttiva e come dire efficace, quanto siano stati produttivi e efficaci il complesso di progetti che sono stati portati avanti, compreso diciamo poi la partecipazione a questo concorso da parte delle scuole. Veniva sottolineato prima dal presidente dell'Ampli che in questo momento è stato particolarmente difficile anche per le scuole aderire al concorso. È facile sentire in questi periodi, in questi giorni, ma con tutti i problemi che le scuole hanno dovuto affrontare, soprattutto con tutte le emergenze che si sono sommate e che si rinnovano giorno per giorno purtroppo, trovare il modo e il tempo per fare le cose normali, le attività normali della scuola, ecco, a volte sembra quasi, come è stato detto, eroico, ma invece credo che sia un segno importante di continuità e di normalità che si dà agli studenti. E quindi davvero sono molto contenta, diciamo, che siamo arrivati a questo punto e credo che oggi sia veramente una bella giornata che idealmente ci collega, o meglio, quindi collega questo concorso a questi due importanti eventi che riguardano Venezia e che riguardano le celebrazioni dantesche. Grazie. Grazie a lei, e siamo tutti d'accordo che ricevere più di 50 progetti quest'anno è davvero un successo, no? Un successo di normalità, ma anche di determinazione e volontà
di far partecipare, come diceva lei, ai ragazzi a un percorso di identità. Anche il suo ragionamento sensibile su Dante, ovviamente la cui interpretazione autentica lascia sempre molte sorprese. Grazie al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. E noi dicevamo un concorso che va oltre i nostri confini. Abbiamo davvero il piacere di abbracciare il presidente di Unione Italiana Slovenia e Croazia, Maurizio Tremul, che è qui con noi collegato. Grazie Presidente, e ovviamente grazie che questo connubio continui, questa condivisione progettuale e identitaria continui. Sì, intanto grazie a voi, grazie per l'invito e grazie per organizzare comunque, nonostante la vita così difficile e questi momenti così duri per tutti quanti noi, ma come dire, l'Italia è un paese che ha sofferto molto per questa pandemia. Il fatto di continuare a fare queste attività mi sembrano fondamentali. La 10ª edizione avviene in un momento particolare, ma la 10ª edizione è comunque un giro di boa importante. Sta a significare che è un'iniziativa che non nasce e poi muore, ma un'iniziativa che ha delle sue radici profonde e che quindi, passati 10 anni, sicuramente riuscirà a farne tantissimi altri ancora. Oggi è una data, come già stato ricordato, io forse un po' ripeterò alcune cose, ma vorrei ricordare anch'io queste due date straordinarie, no? I 1600 anni della Serenissima, e noi, come è stato ricordato prima, siamo quella che per la Serenissima era la terra da mare, in cui Venezia non è stata una dominatrice, ma è stata una diffusione, una struttura, uno Stato che ha diffuso valori importanti per allora, ma anche per oggi. Sono stati ricordati egregiamente dall'assessore della libertà alcuni valori che potremmo dire già democratici e anticipatori di quello che è poi il mondo moderno, ma valori di civiltà, di cultura. E l'Istria, il Quarnero, la Dalmazia hanno contribuito a costruire questa grande cultura, questa grande civiltà veneziana, e hanno dato anche dei personaggi illustri, anche dei dogi importanti, soprattutto Capo di Istria, ma non solo, che era la cosiddetta Atene dell'Istria all'epoca della Serenissima. E poi questo straordinario seconda edizione del Dante D, 700 anni di Dante, uno dei più grandi artisti, poeti, letterati, pensatori che l'umanità abbia dato. E concordo con l'analisi che è stata fatta, e noi qui in qualche modo anche noi cercheremo quest'anno di celebrare con delle manifestazioni i 1600 anni della Serenissima, i 700 anni di Dante, anche sottolineando un punto importante: la nostra appartenenza alla realtà, al mondo veneto, la nostra appartenenza all'Italia, alla nazione italiana, ma anche il grande amor patrio che animava lo spirito di Dante, ma che è molto presente anche qui da noi. Le nostre scuole italiane in Croazia e Slovenia hanno sempre aderito in maniera convinta, con grande partecipazione, con grande affetto, con grande sincerità a queste vostre manifestazioni, questo bellissimo concorso, e sono convinto che questa partecipazione continuerà anche in futuro. Noi, come sapete, siamo riusciti a registrare il dialetto istroveneto in Slovenia, anche se non è ancora stato materialmente iscritto nel catalogo del patrimonio culturale immateriale riconosciuto in Slovenia, cosa che dovrebbe avvenire a breve, ma siamo riusciti anche a farlo registrare in Croazia. Anche qui la decisione formale sta arrivando, ma la competente commissione lo hanno già approvato. Quindi in Slovenia e in Croazia l'istroveneto, ancorché con le sue tante varietà dialettali, è patrimonio culturale immateriale della Slovenia, ovvero della Croazia. Credo questo sia un importante risultato non soltanto per noi, ma anche per il Veneto e per tutti i veneti. Voglio ringraziare gli organizzatori, la Regione Veneto, l'UMPLI e tutti gli altri soggetti che realizzano questa splendida manifestazione, e ringraziarvi anche per invitarci regolarmente
non soltanto nella parte diciamo più così conclusiva, a cui io spesso partecipo quasi da tutte le 10 edizioni, ma per invitare appunto le nostre scuole a esserne partecipi. Questo crea un collegamento molto importante, no, tra la nostra realtà e quella del Veneto. Ringrazio ovviamente le scuole della Comunità Nazionale Italiana che hanno aderito anche a questa edizione. Voglio complimentarmi con tutti coloro che hanno partecipato, anche coloro che non hanno vinto, perché effettivamente lo spirito di questo premio, di questo concorso, credo sia quello di far partecipare. L'importante è partecipare. Certo, vincere è bello, ma l'importante è diffondere l'identità, la tradizione, la storia, ma anche le innovazioni che le tradizioni e la cultura veneta portano. E quindi un complimenti a chi poi ha vinto, e voglio così lanciare questo messaggio nei 1600 anni della Serenissima e di 700 anni di Dante. Ricordatevi che c'è una parte del popolo italiano che vive in Slovenia e Croazia, vive in Istria, a Fiume, il Quarnero, nella Dalmazia. C'è una parte del popolo veneto, l'istro-veneto, che vive, che mantiene quotidianamente viva la lingua italiana, la lingua di Dante, la cultura, la nostra identità, ma mantiene viva anche il nostro dialetto, che è poi un dialetto che abbiamo appreso dalla Serenissima. Grazie e buon proseguimento. Grazie a lei Presidente. Andiamo verso le conclusioni di queste introduzioni per poi diciamo immergersi nel concorso, nelle premiazioni. Rimaniamo ovviamente con il concetto di un concorso transfrontaliero. Alessandro Cook, vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Anche a lei la parola per un saluto e per il proprio contributo. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Per noi dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia è sempre un piacere partecipare a questa iniziativa. Come veniva detto precedentemente, sono 10 anni, quindi una importante iniziativa che si muove nel corso del tempo in maniera molto, molto efficace e propositiva, anche in un anno così difficile come quello che stiamo vivendo. Io non voglio aggiungere tante cose che sono già state dette, volevo solo ringraziare intanto tutti quelli che hanno messo in pratica questo concorso, quindi l'UMPLI in primis, che è ormai la spina dorsale, ecco, di questa iniziativa, ma altre realtà che come associazione abbiamo come partner continuative di lavoro, quindi la Regione Veneto, l'assessore Corazzari, ma anche e soprattutto l'ufficio scolastico regionale. Noi lavoriamo molto col Ministero dell'Istruzione perché il mondo della scuola è importante per conoscere questa storia collegata appunto con il confine orientale. E indubbiamente il lavoro che facciamo insieme anche con Maurizio Tremul è importante per portare avanti questo elemento di storia. È chiaro che per le realtà dell'Istria e della Dalmazia, ma anche per le realtà degli esuli provenienti da quei territori e che moltissimi abitano nel Veneto, Venezia rappresenta la capitale storica, la capitale anche così di tradizione, di lingua. Quindi il fatto di partecipare ad un concorso come questo, di cui abbiamo appunto l'iniziativa il 25 di marzo, è un valore simbolico molto forte. Quest'anno, con i 1600 anni appunto della Fondazione di Venezia, noi stiamo lavorando a molti progetti da questo punto di vista. Quindi grazie per questo invito e per questa collaborazione che continua, anche grazie al nostro segretario Stefano Antonini, che collabora attivamente con l'iniziativa, che è nella giuria del premio stesso, e soprattutto appunto un grazie particolare anche a tutte le scuole che hanno partecipato, agli insegnanti. Come è stato detto precedentemente, in un anno così difficile e complicato, partecipare a concorsi come questi è uno sforzo superiore al solito, e quindi veramente un grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Come diceva prima il Presidente Tremul,
qualcuno ha vinto, qualcuno no, ma il fatto di aver partecipato è una vittoria comunque, perché in questo anno così difficile già la partecipazione è importante. E quindi 10 anni sono un numero importante, e quindi grazie a tutti voi, e proseguiremo con ulteriore slancio, sperando che potremo al più presto vederci in presenza. Grazie a tutti. Grazie a lei, e andremo poi a scoprire appunto i vincitori di questo concorso, e andremo a scoprire anche se ci sono scuole italiane in Istria che hanno ricevuto qualche riconoscimento. Lo vedremo strada facendo, e abbiamo un'altra sorpresa, o meglio una presenza che testimonia quanto ci sia volontà di starsi vicini, e che anche questi mezzi ce lo permettono. A dire il vero, lui è sempre vicino a ciò che fa l'Umpli Veneto. Mi riferisco al presidente nazionale di Umpli, Antonino Laspina, che è in collegamento con noi. Grazie Presidente. Immagino collegato da Palermo. Catania. Si riunisce quest'oggi. Catania, scusami. Prego. Sì, beh, intanto la presenza agli eventi dell'Umpli Veneto, per quanto mi riguarda, non può assolutamente mancare. Primo per la vicinanza con le Proloco del Veneto e con il presidente Giovanni Follador, sempre attivo, e che rappresenta in qualche modo una vicinanza assoluta alla nostra regione, perché il Veneto sta diventando sempre più vulcanico, quindi diciamo che ci accomuna anche questo aspetto un po' esplosivo delle iniziative che si stanno facendo in modo costante anche in questo momento particolare. E poi ecco, a partecipare a questi eventi così importanti è chiaro che è un dovere istituzionale, perché rappresentano veramente un momento di grande lavoro e di grande sviluppo di quello che sono le nostre iniziative. L'hanno detto in tanti, riuscire a organizzare eventi come questo in questo periodo è sicuramente un valore in più rispetto a quello che magari si è fatto nelle altre edizioni. È una dimostrazione concreta dell'impegno delle scuole, dell'impegno dei ragazzi, che al di là delle tante problematiche che stanno dovendo subire a seguito dei tanti momenti di interruzione, DAD, eccetera, ma che con l'impegno e con la volontà di voler portare avanti progetti importanti per la nostra realtà, per la nostra tradizione e per la nostra storia, alla fine si riescono a concretizzare in modo veramente bellissimo, come quello che stiamo vivendo in questo momento. Quindi un ringraziamento a tutti gli insegnanti, a tutte le scuole, lo ha detto prima il direttore generale, la dottoressa Palumbo. È veramente importante dare questi segnali perché secondo me danno anche quella marcia in più a chi pensa che il fatto che ci siano delle problematiche possono impedire lo svolgimento di alcune iniziative. È vero, è più complicato, ma la volontà supera tutto. E questo è quello che stanno facendo anche le nostre Proloco, che ringrazio, che abbraccio, perché in questo momento si stanno prodigando, stanno costantemente lavorando per cercare di portare avanti progetti per il futuro, si stanno continuamente impegnando per far sì che le nostre comunità non restino prive di quell'animazione che noi abbiamo sempre dato. Stanno organizzando per poter essere pronti per la ripartenza. E quindi quello di quest'oggi è un momento importante che rappresenta la vitalità di tutto il nostro mondo, e quindi del mondo Proloco, ma del mondo delle scuole, dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie, di chi riesce a supportare
questi momenti. Per un valore così importante come quello dell'identità diciamo dei popoli, che è la lingua, che sono i dialetti, che è questo importante elemento che forse è uno di quelli che più ci rappresenta in modo straordinario, perché nella sua assoluta diversità in ogni luogo ci unisce in tutta Italia per queste nostre realtà così importanti. Quindi la festa dei dialetti, voler valorizzare i dialetti, che è ormai una delle nostre iniziative a carattere nazionale così importanti, riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione, perché il nostro progetto sui dialetti è riconosciuto dall'UNESCO e dal Ministero della Pubblica Istruzione, rappresenta qualcosa di importante per tutta la nostra struttura a livello nazionale, quindi qualcosa che ci può dare una diversa connotazione su base locale per quanto riguarda la lingua, ma che ci unisce in un progetto nazionale comune, e si fanno tanti eventi in tutte le parti d'Italia proprio per questo. Quindi un plauso all'Umpli Veneto, un plauso alle Pro Loco del Veneto, un plauso alle istituzioni scolastiche del Veneto e dell'Istria, perché realmente hanno dato prova di grande vitalità e di grande forza in questo momento così impegnativo per tutti. Grazie ancora, grazie a te Luca per la sempre ottima conduzione, e mi auguro che a breve possiamo in qualche modo riprendere quel fascino che comunque abbiamo perso in questo momento, che è quello di vivere questo evento in quello che era la cornice di Venezia, e che chiaramente quello purtroppo non può essere rivisto in altri modi, se non alla prossima edizione fatta al solito in presenza. Grazie ancora e buona continuazione. Grazie a lei Presidente, sicuramente c'è tanta voglia di rincontrarsi e magari anche di venire in Sicilia a trovarla per parlare di identità e di cuore tra territori. Allora, lei ha chiuso questo primo intervento, io ringrazio davvero tutti gli intervenuti che ci hanno accompagnato all'interno dei tanti significati che porta con sé il concorso. Ci prepariamo ad andare a premiare le scuole con una vera carrellata poi anche di lavori da farvi vedere con dei piccoli contributi, però ho il piacere di presentarvi il coordinatore di questo progetto scuola per Umpli Veneto, Fabrizio Tonon. Grazie ovviamente di aver permesso che tutto ciò accadesse con tanta determinazione, oltre che amore per quello che fai, e vorrei che tu ci portassi dentro questo concorso con una breve spiegazione intanto di come la Commissione ha giudicato. Buongiorno a tutti, saluto naturalmente tutti e grazie per le bellissime parole, non solo per le Pro Loco, ma anche per le scuole, ma anche per questo concorso di valorizzazione della tutela del patrimonio veneto, che parte dalla legge regionale del 2007 sulla celebrazione della festa del popolo veneto. Veniamo proprio al concorso, ai tre ambiti che narra il concorso, che è quello del teatro, la musica e la poesia, il secondo ambito della ricerca storica e dell'enogastronomia, e il terzo ambito leggende e misteri e le attività delle Pro. Possiamo veramente dire, come è stato detto in più occasioni, che questo è un concorso non del Veneto, ma è un concorso internazionale, per il fatto che le scuole vanno a caccia delle loro radici e delle loro origini in tutto il mondo, e ne abbiamo testimonianza, ma non solo, come detto, partecipano anche le scuole dell'Istria con la città anche di Fiume, quindi la Croazia e la Slovenia. La Commissione ha avuto un lavoro non da poco, perché ha lavorato prima, durante e dopo. Prima per dare possibilità alle scuole di poter operare nel concorso
in situazioni di emergenza. Avevamo un'esperienza già dall'anno scorso, ma qui c'era da mettere in pratica e dare la possibilità alle scuole di muoversi in una situazione di... Ecco Fabrizio, posso ovviamente fare i nomi, no, della commissione, se tu permetti, anche per far comprendere quante persone poi hanno lavorato e quanti enti si sono interfacciati. Fiorenza Pietropoli e Sabrina Forti per Regione del Veneto, Francesca Favino e Umberta Sandre per l'Ufficio Scolastico Regionale, Stefano Antonini, Mariangela Doretto, Armando Favaretto, Antonella Ferro, Giovanni Ghisellini, Deborah Lotto, Teresa Meggiolaro, Giuliano Venturini, Giampaolo Rallo, Fabrizio Torone e Giorgio Zamboni per Umpli Veneto. Coordinatori, come detto, ci sei tu, Fabrizio Tonona, e Stefano Antonini. Una bella squadra. Sì, una bella squadra che ha anche una regista, come diceva il presidente regionale, la Paola Bitt, che sta trepidando sicuramente da qualche parte e a cui la Commissione fa tutti i ringraziamenti. Ti devo dire che la Commissione, come ti dicevo prima, deve valutare una scheda, deve tener conto di un'attinenza con il bando e deve anche valutare il lavoro e la concretezza del lavoro. E in questa situazione ci siamo mossi. Devo dire che dalla parte sua la Regione del Veneto, con Fiorenza Pietropoli, la Sabrina Forti ci ha dato la possibilità di creare alcune situazioni più adeguate. Poi con l'ufficio scolastico, con Francesca Favino e Umberta Sandre abbiamo fatto un giudizio, ci hanno dato un contributo su come si deve essere rigidi, ma allo stesso momento comprensivi con i giudizi, e quindi abbiamo portato a casa una situazione che ha dato particolari risultati e li vedremo a breve. Volevo solo dire che c'è stata fatta anche una valutazione sui lavori e quindi qualche progetto è stato trasferito da un ambito all'altro perché aveva delle caratteristiche più adatte, e abbiamo rispetto agli anni scorsi avuto anche degli ex aequo proprio perché molte scuole si sono avvicinate a un livello particolarmente alto. Abbiamo anche avuto modo di riconoscere delle menzioni speciali, però da questo ti do la parola a te, perché partiamo con questa cavalcata e diamo via alla premiazione, perché vedo anche dai messaggi che arrivano su Facebook che sono presenti, scalpitano le scuole dell'Istria. Ho visto degli assessori, ho visto dei sindaci che sono presenti e che ringrazio e che invito a starci, perché vedendo alcune chat qualcuno avrà anche delle buone soddisfazioni in corso. Certamente. Io, Fabrizio, resti ovviamente collegato con noi, perché servirai magari tra poco ad andare su altri aspetti del concorso e mi darai ovviamente un prezioso contributo in tal senso. Possiamo cominciare, seguiteci dalla nostra pagina Facebook di Umpli Veneto e dal canale YouTube. Varie possibilità, ovviamente contributi che poi rimarranno lì per voi, per essere condivisi, per essere riguardati e riammirati, parlando dei progetti che andremo a premiare. Noi cominciamo quindi dall'ambito 1, teatro, musica e poesia. Il premio di 900 euro, quindi il premio grande, possiamo semplificare, va alla prima scuola. Andiamo nel Veneziano a Sottomarina di Chioggia, alla scuola primaria Todaro. Vi do il nome del progetto nell'ambito teatrale, Con te me la vostra, che la mia Zefinia anche in pandemia. Presente Maria Boscolo Lisetto, insegnante referente del progetto. Ben trovata. Buongiorno. E complimenti buongiorno soprattutto. Grazie mille. Sono qui con la collega Letizia Rossetti, che lei ha fatto tutto il lavoro di fotografie, di video, perché naturalmente l'abbiamo pensato in maniera un attimino diversa quest'anno, causa sappiamo benissimo la situazione.
Ecco, intanto Sì. le chiedo, sapeva del premio? Allora, ci è arrivata la mail che eravamo nella rosa dei vincitori. Ma non sapevate niente, no? No, Ok, no, ancora. assolutamente no. Perfetto, Infatti faccio stiamo questo controllo. tremando. Ok, allora intanto complimenti. Prima della vostra Grazie. spiegazione progettuale, andiamo a vedere un piccolo contributo dalla regia? Grazie. Sì. Un bambino di nome Pierino. Un giorno la mamma lo chiama e gli dice: Pierino, vai dal barbasucon e domanda che la fessura è il fessurin e il fessuron per fare le frittole. Mi non voglio, è un vezzo brutto il barbasucon. Se non ti va, non ti mangiare le frittole. Va bene, andrò. E così Pierino arriva alla casa del barbasucon e comincia a chiamarlo per farsi aprire. Barbasucon! Aspetta che mi metto la camisa. Barbasucon! Aspetta che mi metto le braghe. Barbasucon! Aspetta che mi metto i calzini. Eccoci qua, perfetto, grazie alla regia per il contributo, a voi ovviamente per aggiungere ciò che desiderate. Allora, noi abbiamo proprio pensato, questo è molto significativo anche questo che avete mandato adesso in onda, il pezzo, perché, scusate, abbiamo cercato di non coinvolgere dal punto di vista in presenza tanti bambini, ne abbiamo coinvolti pochi, però noi volevamo che tutta la scuola partecipasse con un contributo, e il contributo è stato proprio quello dei disegni, per cui abbiamo pensato proprio a questo libro, un libro digitale che raccontasse proprio la storia del barbasucon, che fa parte naturalmente della cultura locale. Per cui abbiamo messo in scena come posso dire, dei colloqui, dei dialoghi, così. Dialoghi, sì. Sì, scusatemi. E dopo abbiamo pensato proprio il racconto del barbasucon fatto proprio con i disegni. E i disegni sono stati fatti dai bambini. Quindi hanno partecipato tutte le classi e abbiamo fatto una lista in base al racconto del barbasucon di quanti disegni avevamo bisogno, e c'è stato dietro i dialoghi proprio raccontati dai bambini, ed è venuto per noi, insomma, almeno per noi, ma abbiamo visto che avete anche voi apprezzato, ed è stata una cosa tanto divertente per i bambini, anche perché non conoscevano la storia del barbasucon, e poi anche i disegni che hanno fatto. Noi abbiamo solo mostrato loro alcuni disegni perché dovevano essere, visto che venivano fatti da tutte le classi, la mamma e il barbasucon dovevano essere vestiti nella stessa maniera, però ognuno di loro lo ha interpretato come è giusto che sia, insomma. Tutto qui. Ed è stato coinvolgente. Grazie a voi. Grazie, complimenti anche alla collega che ha di fianco, non riusciamo a vederla, ma davvero la salutiamo di cuore. Eccoci. Tutto il lavoro digitale, proprio un lavorone enorme ha fatto, davvero. Complimenti anche per l'idea di coinvolgere più bambini possibile, sicuramente sarà una soddisfazione da condividere con loro per questo premio. Adesso lo diciamo subito. Importante. Grazie. Proseguiamo. Sempre rimaniamo nell'ambito del teatro, 900 euro anche per il liceo scientifico Alvise Cornaro di Padova, titolo Secondo Natura, presente Alberto Riel, insegnante referente. Ben trovato, al microfono spento. Allora, eccoci qua, la sentiamo. Bene, allora innanzitutto scopriamo adesso di aver vinto il primo premio. Allora vi ringraziamo logicamente. Parlare di questo lavoro è stato un viaggio, un'odissea, perché inizialmente doveva seguire una strada, poi attraverso i vari DPCM sono cambiate le situazioni, per cui abbiamo dovuto modificare anche un po' la drammaturgia del testo stesso,
e il lavoro. Avevamo iniziato attraverso lo schermo, poi grazie alla dirigente Franca Milani ci ha permesso di condurre il laboratorio in giardino. Infatti abbiamo iniziato a lavorare in giardino, poi ci è stata data la possibilità di lavorare anche all'interno della scuola, quindi è venuto fuori un video con il risultato di quello che potevamo fare in quel momento. Ecco, andiamo a vederci un contributo, professore, andiamo a vedere un contributo del lavoro? Perfetto. Laudate siano tutte le creature su questa terra. Laudato sia fratello sole, fratello vento, sorella acqua. Laudato sia l'uomo, che è superiore a tutte le altre specie viventi. Ma non sei mica incauto subito da essere crucifigo. L'uomo bianco, che ha riscritto le regole del sugo. Laudati siano i suoi rifiuti. Che goduria. Non te puoi essere sio e anche edite. Cambia modo di vivere, diventa ecologista. Grazie. Ecco. Sì, come avete potuto vedere, scene sia all'interno che all'esterno. Allora, come tutti i lavori teatrali, il testo è stato scritto da drammaturgia da Loredana D'Alesio, abbiamo avuto la consulenza della professoressa Luisetta Callegari per quanto riguarda la trasposizione in dialetto, perché i 10 ragazzi che hanno partecipato al lavoro, solo 2 conoscevano il dialetto, quindi è stata una ricerca bellissima per tutti noi, quella di recitare in dialetto, soprattutto quelli che non lo conoscevano. È stato proprio un approccio molto divertente, abbiamo avuto l'aiuto non solo della professoressa Callegari, ma anche dei genitori, quelli che conoscevano il dialetto. Allora, il titolo è Secondo Natura, volevamo parlare delle situazioni critiche che presenta la nostra regione, ma più che delle analisi critiche è stato una dichiarazione d'amore per il nostro territorio, per tutte le bellezze straordinarie che ha, sia dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e culturale. Ed è stato proprio anche grazie a questa ricerca che credo i ragazzi si siano innamorati ancora di più del loro territorio. Sono felicissimo, porto la gioia di tutti i ragazzi, speravamo di essere premiati, ma il primo premio, grazie anche per quello che è successo durante il percorso, perché abbiamo dovuto veramente lottare, grazie ancora alla preside che ci ha permesso e alla professoressa Matteucci che è la referente del progetto. Grazie a voi insegnanti per quello che avete fatto, un abbraccio da tutte le Proloco del Veneto ai ragazzi. Grazie, chissà che poi questa collaborazione poi continui anche nell'impegno magari nelle nostre associazioni come volontari. Grazie ancora professor Riello, noi proseguiamo nelle premiazioni, andiamo nell'ambito musica, premio da 600 euro alla scuola dell'infanzia Beato Luigi Guanella di San Bellino, provincia di Rovigo. Abbiamo con noi Silvia Valente, insegnante referente, il titolo del progetto Oro Giallo. Complimenti. Grazie, buongiorno a tutti. Noi abbiamo fatto questo progetto perché abbiamo fatto un'analisi del territorio, abbiamo visto che la maggioranza, nella maggioranza ci sono presenti dei campi di mais. Il mais era vitale all'epoca e quindi abbiamo chiamato il nostro progetto Oro Giallo e da qui, proprio perché i contadini di allora utilizzarono la farina per produrre uno dei piatti tipici del nostro territorio, cioè la polenta. La polenta era un cibo povero che saziava tutti e quindi abbiamo scelto di prendere questa canzone La bella polenta perché parla di tutti i passaggi che servono per prepararla. Ecco, tutto qui. Complimenti. Andiamo a vederci il contributo? Grazie mille. Perfetto. Bella polenta si pianta così.
Perfetto, bellissimo, ancora complimenti per il coinvolgimento. Ok, grazie mille, grazie all'organizzazione per questa bellissima iniziativa e ringrazio anche i bambini per la determinazione di questo progetto, ecco, che hanno messo in questo progetto. Tutto qui. Sicuramente. Grazie Bravi mille. loro, bravi le famiglie, bravi gli insegnanti. Grazie ancora a voi. Proseguiamo, musica ancora, premio da 600 euro anche per il liceo di scienze umane Masotto di Noventa Vicentina. In questo caso c'è stata la collaborazione diretta nel progetto con la Proloco di Noventa Vicentina, titolo Alla scoperta dei sapori veneti. E con noi Federica Doliman e Sofia Castiglioni, insegnante referente e studente. Grazie per ovviamente aver partecipato e complimenti per questo successo. Grazie mille. Beh, io appunto vi parlo a nome della mia classe, che è la quinta BS appunto del liceo Scienze Umane, e appunto noi abbiamo deciso di parlare di cibo nel nostro video e abbiamo presentato un menù tipico veneto. E questa è stata una grande opportunità per noi perché appunto ha permesso alla classe anche in questo periodo molto difficile di unirsi e di creare qualcosa insieme e abbiamo sfruttato questa opportunità e abbiamo deciso appunto di partecipare nel tema del cibo perché parlare di cibo è parlare di famiglia e il cibo ci permette di raggiungere quel fattore di coesione, convivialità e anche di continuità fra le nostre generazioni. E questo è stato appunto il motivo per cui abbiamo scelto questo tema. Un motivo che poi nella commissione ovviamente è arrivato. Andiamo a vederci insieme questo contributo allora che ci parla e ci fa vedere questo progetto. Il Veneto vanta una grande tradizione contadina e culinaria, sia di pianura che di costa e di montagna. Il Radecchio di Asigliano divenne un'eccellenza e motivo di riscatto negli ultimi 50 anni. La gallina ermellinata di Rovigo è un animale rustico che predilige il pasto all'aperto. Come primo piatto proponiamo un risotto coi rovinassi. E ora vi presentiamo l'eccellenza delle eccellenze, il famoso baccalà alla vicentina. Viene accompagnato con una bottiglia di amarone. E ora passiamo al dolce. Non está sempre graspo de uva. La va a mangiare con calma, in silenzio, senza far baccà. Bene, 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 bene. Bellissimo, avevo visto anche poi la condivisione di vari talenti in questo progetto degli studenti. Grazie ancora. Non lo so se c'è anche l'insegnante che voleva aggiungere brevemente qualcosa, oppure ci salutiamo qui. Ci salutiamo qui, grazie del premio, arrivederci, grazie. Complimenti ancora, complimenti a voi, proseguiamo, rimaniamo nell'ambito 1, questa volta poesia, premio da 600 euro, c'è un ex equo, a vincerlo intanto proclamiamo la scuola primaria Bruno Caccin di Chioggia, ovviamente provincia di Venezia, in questo caso ha collaborato nel progetto anche la Proloco di Chioggia. Il titolo Poesia in movimento, presente Susi Fabris, insegnante referente. Sì, buongiorno a tutti, sono qui presente con la dirigente, Buongiorno. siamo a scuola perché stiamo facendo didattica inclusiva anche in presenza con piccolissimi gruppi di bambini. Certamente, lo Ecco. sappiamo e complimenti per questo riconoscimento. Grazie mille. Allora, il nostro progetto parte appunto da una rivisitazione dei bambini di alcune tematiche molto molto toccanti, che sono un'attenta osservazione insieme all'amico Pippo Zaccaria nell'ambito della solidarietà, per poi spostarsi in temi come il bullismo e infine per fare un'attenta osservazione a quelle che sono le bellezze della nostra città. Abbiamo utilizzato la musica, la poesia e l'arte come veicoli per condurre i bambini a una rivisitazione del dialetto, un patrimonio secondo noi da conservare e da trasmettere alle nuove generazioni.
diciamo, si sono assolutamente divertiti tantissimo, la preside ha assistito alle riprese, alle operazioni, ovviamente sono stati comunque coinvolti tutti gli alunni perché noi Certo, abbiamo immagino fatto... apra il cuore, no? Tutto questo Sì, nel sì, vederli poi così proattivi, se assolutamente. possiamo usare questa parola. Ci andiamo a vedere un contributo Grazie mille. dalla regia? Giorni nostri, Prego. a scuola insegna anche un'altra brutalità, è il bullismo. In quasi tutte le città, trampolini da Sono pure prepotente, merito della gente, del chi non ho rispetto. Ci vuole gentilezza per farsi una ragione, allora ci saremo la grande generazione. Che bella Ciusa, che bella che è Ciusa, vista la casa mia. Continua avanti, te passi la malinconia. Bello, 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 c'è tutto, c'è tanto davvero in questo progetto, abbiamo visto tanti aspetti, tante sfumature. Sì, certo, abbiamo proprio cercato di spaziare in questi ambiti e hanno creato i bambini questa poesia, il bullo, però poi si sono appunto spostati e li abbiamo condotti a contemplare, diciamo, la nostra città, perché si dice che i Chiogiotti siano baruffanti, però abbiamo detto, ecco, ci sono anche degli aspetti così molto molto particolari, tipo la bellezza della nostra città, e li abbiamo proprio presi per mano e condotti. E ringraziamo a questo proposito la Pro Loco, la preside qui presente, buona persona, professoressa, che ci ha permesso, diciamo, di partecipare al concorso last minute, perché è stato proprio un lavoro fatto di corsa. Ringraziamo la Regione Veneto che ci dà questa opportunità e un grazie di cuore veramente a Chiara Doria di Arena Artis che ci ha permesso di riprendere e creare il montaggio del filmato. Un particolare grazie anche a Claudio Pisa. Diciamo è stato un lavoro di cooperazione e di collaborazione tra famiglie, bambini e organizzazioni della scuola. Ecco, questo Grazie, grazie davvero a a tutti voi e anche per l'entusiasmo con cui raccontate questi percorsi, poi che diventano percorsi di esperienza e di vita anche, immagino, per gli insegnanti e i dirigenti. Dicevamo un ex equo nella poesia, quindi il premio 600 euro dalla provincia di Venezia, andiamo in provincia di Verona, va anche alla scuola primaria Bruno Tosi di Casette di Legnago. Titolo In riva all'Adese, presente Gabriele Cavallaro, se non sbaglio che non è solo, ovviamente. Allora, complimenti per questo premio. Contenti? Sì. Molto. Allora, ci racconti tu qualcosa del premio o vuoi che vediamo prima il video? Prima il video. Prima il video lo immaginavo, andiamo al contributo. In riva l'Adese. Che bellezza di verde, quanta quiete che è in riva all'Adese, in Bonassa. Svelti, la disse la maestra, svelti buteletti, che cammina come i veceti. Scendremo così pian sull'Adese che arrivemo domani. E quando a scuola siamo tornati a ricostruire l'Adese che proa. Con carta, colori e colla siamo divertiti che a casa non vogliono più tornare in Rio. Anche noi bambini della classe terza della scuola primaria Bruno Tosi di Legnago abbiamo inventato una poesia in dialetto che si intitola Andiamo dall'Adese! Felicità, eccoci qua. Ti ascoltiamo. Sì? Il progetto Riva all'Adese è partito proprio dalla nostra scuola che è intitolata Bruno Tosi. Bruno Tosi è un poeta dialettale che ha amato talmente tanto il territorio di Legnago da volerlo descrivere nelle sue poesie. Così noi bambini, leggendole,
ci siamo messi in cammino per andare a esplorare e scoprire questi paesaggi. Tra passeggiate, racconti, letture e disegni abbiamo dato vita alle parole di Bruno Tosi. La scoperta di nuove parole e del ritmo della nostra lingua dialettale ci ha fatto venire il desiderio di diventare anche noi piccoli poeti e poetesse dialettali. Questa esperienza ci ha insegnato quanto è bello il luogo in cui viviamo e quanto è importante conoscerlo e sentire di farne parte per poterlo rispettare ed amare. Grazie, grazie Gabriele, complimenti. Dobbiamo, Gabriele, ringraziare anche qualche insegnante che ha aiutato o vi siete arrangiati tutti voi? Per questa volta ringraziamo. La maestra Alessandra Bellini, la maestra Laura Veronese. Allora, grazie alle maestre Alessandra e Laura, grazie davvero di cuore, complimenti per questo successo, tra virgolette, e soprattutto complimenti per quello che fate nel vostro quotidiano. Grazie, un saluto, ciao Gabriele, ciao e porta un bacio a tutti i tuoi compagni. Allora, andiamo avanti, abbiamo terminato il primo ambito, ci prepariamo ad andare al secondo ambito con la ricerca storica enogastronomica. Io richiamerei in causa Fabrizio Tonon mentre le scuole si stanno collegando. Fabrizio, insomma, com'è andata? Hai visto e avete visto tutti, io sto sollecitando alle clac su Facebook, ma capite quanto impegno e quanto grande sia il mondo delle scuole, dei ragazzi, degli insegnanti sotto questo aspetto. Adesso passiamo all'ambito, quello un po' più corposo, che naturalmente dà quella internazionalità al nostro concorso, dove molti ragazzi e molte scuole vanno alla ricerca storica delle nostre tradizioni e dei nostri avi in giro per il mondo. Ma non solo, c'è anche l'aspetto enogastronomico che nelle Proloco non guasta mai. Quindi credo che sia un altro ambito molto, molto importante, di cui la Commissione ha dovuto cimentarsi alla grande ed essere molto attenta e porre il massimo del proprio impegno per giudicare, e non è stato facile giudicare questi ragazzi e queste scuole. Certo, e raccontiamo anche la bellezza poi di assistere, no, a questi risultati, alla gioia che poi esprimono questi ragazzi nel vivere questi progetti. Noi chiedo alla regia se ci possiamo appropinguare, come si dice, alla premiazione nel secondo ambito. Dicevamo ricerca storica enogastronomica. Grazie ancora a Fabrizio Tonon. Andiamo a raccontarvi il premio di 600 euro per la ricerca storica. Va alla scuola primaria Dante Alighieri di Albettone, provincia di Vicenza, che ha collaborato nel progetto con la Proloco di Albettone. Il titolo del progetto: Albettone nel Medioevo. Abbiamo Marica Cosma, insegnante referente, con noi. Beh, complimenti intanto. Grazie, buongiorno a tutti. Bene, ci stanno seguendo i bambini che hanno partecipato a questo concorso e porto anche i saluti della dirigente. Maria Pastrello. Vi ringraziamo per questa opportunità che ci avete dato e che abbiamo visto come una porta che abbiamo voluto aprire sul territorio per andare a riscoprire tutti quegli aspetti storico-artistici e non solo che si nascondono dietro la quotidianità, dietro agli angoli del paese di Albettone in questo caso. Quindi accompagnati da delle persone del posto che hanno voluto trasmettere direttamente ai bambini storie, leggende, a parte aspetti storici e artistici. Siamo proprio scesi nel territorio, abbiamo accompagnato i bambini per le strade, abbiamo riscoperto dei pezzi antichi, dei pezzi vecchi, li abbiamo rivissuti in classe utilizzando materie come naturalmente
la poesia, l'arte, e poi abbiamo utilizzato lo strumento digitale per rimontare tutto quello che avete Certo. avuto modo di vedere. E che andiamo a vedere insieme adesso un breve contributo. Grazie. Albettone nel Medioevo. 750 d.C. circa. Le giornate e la vita erano scandite dal suono delle campane. Dati dal vescovo vi arrivarono i benedettini e i cistercensi a bonificare. Costruirono monasteri e chiese. Risalgono a quel tempo la chiesa di San Silvestro, sede parrocchiale fino alla metà dell'Ottocento. Risale a quel tempo anche la chiesetta dei Santi, Vito e Modesto, la gemma dei Berici, forse piccola cella monastica del complesso benedetto. Bene, bravi davvero, e grazie ancora ovviamente per questo contributo. Spero che siate felici da quelle parti per il risultato ottenuto. Felicissimi, e vi ringraziamo ancora di questa opportunità, ecco, che abbiamo proprio preso e vissuto con grande piacere. E ricordiamo anche che la vostra scuola è intitolata e oggi si sente anche di onorare e festeggiare di più la giornata. Ovviamente Dante Alighieri di Albettone. Grazie ancora. Noi proseguiamo ancora nell'ambito 2, ricerca storica, con questo premio da 600 euro che va alla scuola primaria Cesare Battisti di Erbezzo, Verona, e c'è stata la collaborazione, come in precedenza, con la Proloco di Erbezzo. Complimenti. Il titolo: Percorsi di colori e tradizione, presente Orietta Noventa, insegnante referente. Io li leggo. Elisa Bianchi. Eccomi qua. Buongiorno, Perfetto. sono Orietta Noventa e vi ringraziamo intanto per averci dato l'opportunità di fare anche quest'anno una ricerca sul nostro territorio. Abbiamo colto il vostro input e il nostro lavoro è intitolato Percorsi di colori e tradizioni, e siamo partiti dal potere evocativo che hanno sempre i colori in rapporto alle esperienze e alle emozioni che ognuno di noi vive, e in questo caso abbiamo fatto un'indagine con i nonni per sapere, i nonni e bisnonni, le tradizioni familiari, per sapere che cosa potevano far venire in mente i colori rispetto all'esperienza e alle emozioni vissute da loro. E così abbiamo iniziato questa ricerca storica, abbiamo trovato degli oggetti, delle cose in collaborazione con le famiglie, con gli enti, la Proloco, eccetera, e abbiamo provato a ricostruire delle scene del passato, sempre convinti che la memoria e la storia è quello che ci aiuta a trovare soluzioni anche per la situazione di tutti i giorni, anche attuale. Ecco, sempre l'uomo ha saputo dare risposte concrete rispetto alla propria epoca storica. Quindi i colori che evocano sentimenti ed emozioni ed esperienze del passato. Bene, grazie. I genitori, i bambini, ecco. E possiamo andare a vedere il contributo allora dalla regia. Grazie professore. Bianco come la calzina, che nella stalla te ne sei a dar, quando le vacche su da montagna, ieri in drio tornar. Giallo come la lanterna che slusea nella stalla, col suo lumin in mezzo a un dormensà. Quando tu ascoltai le storie e le conte dei veci della contrà. Rosso come la paisa, che le gardene sugli alberi le nasea beccar. Marron come la fuia, che nel bosco te nasi era spar. Che la fuia bella marron, ne era spar. Vecchio diceva guardando lontano, immagina questo coperto di fieno. Bene davvero. Ancora complimenti. Quanti bambini componeva il progetto? Erano 30 bambini. 30, ecco. Sì, 30 bambini. Dalla prima alla quinta è stato condotto in forma interdisciplinare, quindi storia, arte,
italiano, ecco, e così abbiamo avuto, ripeto, l'aiuto proprio delle famiglie, dei nonni. E della Proloco di Ervezzo. Proloco. Ancora grazie, complimenti e noi proseguiamo nelle premiazioni. Grazie, un saluto davvero di cuore ai 30 bambini protagonisti di questo progetto e ovviamente grazie agli insegnanti per quello che svolgono nel loro quotidiano. Noi rimaniamo nella ricerca storica, ambito 2, premio da 600 euro anche per l'Istituto Comprensivo Forno di Zoldo di Val di Zoldo. Siamo nel Bellunese, titolo del progetto che tra poco ce lo racconterà Elisa Bianchi, l'insegnante referente, perché io potrei sbagliare pronuncia. Non voglio farlo e voglio ascoltarlo esattamente dalle sue labbra. Infatti il progetto ha proprio un titolo in puro dialetto, Cauto fret ma dos in giro per sto mondo, che significa caldo o freddo ma dolce in giro per il mondo. Infatti tratta proprio il tema dell'emigrazione degli zoldani e dei cadorini che già nei primi del Novecento hanno girato tante parti, tante città d'Europa per vendere non solo gelato, di cui siamo famosi nello Zoldano, ma anche caldarroste, frutta secca, pere cotte. E era una vita dura che i nostri bambini e ragazzi hanno potuto scoprire quest'anno, insomma, approfondendo questo tema. Ecco, c'è soddisfazione dopo aver lavorato, immagino ci sia la soddisfazione di aver accompagnato i ragazzini in questo percorso, no? E averli fatto assaporare quanto ci sta raccontando, ma poi come insegnanti penso sia bello, no? Ricevere un riconoscimento ha sentito quante persone c'erano in questo comitato giudicatore che davvero hanno giudicato, davvero. Complimenti. Noi siamo molto soddisfatti, anche perché questo, come avranno detto in tanti, è un anno molto particolare, quindi essere riusciti anche in questo anno a fare questo tipo di attività in cui noi crediamo molto, perché sono quasi 20 anni che ogni anno approfondiamo un aspetto che diventa un calendario. Con i lavori fatti per il calendario abbiamo poi messo insieme e realizzato questa presentazione PowerPoint. E siamo proprio soddisfatti perché in un anno così duro comunque ottenere questo risultato e questo appunto riconoscimento da una giuria appunto esperta ci rende proprio veramente, veramente contenti. E magari è una conferma che quello che stiamo facendo, che portiamo avanti da 20 anni quasi, è sulla direzione giusta, ecco. Siamo soddisfatti. Sicuramente così. Andiamo, prima di salutarci, e gli ultimi ringraziamenti, a vedere il contributo. Prego. Eccoci qua di nuovo. Bene. Stava ringraziando qualcuno, se non sbaglio? Sì, stavo ringraziando le famiglie in particolare che hanno collaborato tantissimo e molte persone della Valle che sono ogni anno sempre pronti a dare il loro contributo e a collaborare con la scuola. Ecco, questo mi sembra doveroso. Certamente, grazie e davvero complimenti e grazie anche a lei per tutto quello che fa nel suo quotidiano per i nostri bambini. Grazie davvero. Allora, tanto vi racconto che nella pagina Facebook crescono le condivisioni, crescono anche i commenti, non abbiamo modo davvero di leggerli tutti perché sono davvero centinaia, e andrei a continuare nella premiazione di questa ricerca storica ambito 2, premio da 600 euro. Ci spostiamo in provincia di Vicenza e chiamiamo in causa per premiare la scuola secondaria di primo grado Natale dalle Laste di Marostica. Presente Angela Buso, insegnante referente, che non è sola, vedo,
e ci diranno tra poco chi ritira virtualmente il premio, il progetto intitolato Veneti nel mondo, Marco Polo, Pigafetta e Prospero Alpini. Sì, Prego, buongiorno. complimenti Buongiorno intanto. Grazie a voi per l'opportunità. Ecco, niente, sottolineo solo una cosa, poi lascio parlare i ragazzi. Niente, il nostro è un lavoro un po' il frutto di un'attività del laboratorio pomeridiano. Ha coinvolto 2 classi, io con la mia seconda e la professoressa Mazzaracca con la sua terza. Ecco, abbiamo lavorato per qualche mese, il lavoro era iniziato un po' l'anno scorso, poi con tutti i disagi abbiamo dovuto un po', come dire, lavorare in modo virtuale, quest'anno in modo più concreto, e siamo arrivati a realizzare il prodotto finale che avete visto, insomma. Ecco, io adesso lascio ai ragazzi la parola e loro vi presentano un po' il senso di tutto il lavoro. Grazie. Benissimo, grazie. Ascoltiamo i ragazzi, prego. Salve. Noi siamo gli alunni della terza E della scuola secondaria di primo grado di Marostica. Abbiamo realizzato un video su 3 personaggi storici veneti, assieme alla classe seconda E della nostra scuola. Il nostro lavoro è iniziato durante il periodo del lockdown della scorsa primavera, con la lettura di articoli, resoconti di viaggi, fumetti e biografie. A settembre abbiamo ripreso il nostro lavoro, rielaborando le conoscenze acquisite in precedenza, e abbiamo scritto i testi che poi abbiamo animato, usando il programma Scratch. Avevamo imparato ad usare questo programma con i professori di tecnologia. Prego. Abbiamo scelto il veneziano Marco Polo, il vicentino Antonio Pigafetta, il marosticense Prospero Alpini, perché sono state 3 figure storiche importanti nel panorama dei grandi viaggi del passato. Tutti e 3 questi grandi viaggiatori hanno affrontato pericoli e disagi, spinti dal desiderio di conoscenza, e hanno saputo superare pregiudizi e luoghi comuni con un atteggiamento di apertura di pensiero che li rende moderni. Ciascuno di questi uomini ci insegna che la curiosità può condurre verso esperienze straordinarie, permette di superare frontiere fisiche e culturali e può portare ognuno di noi ad aprirsi al nuovo e al diverso. Questi personaggi rimangono per noi dei modelli positivi, dei grandi del passato che ci rendono orgogliosi delle nostre radici. Complimenti. E ci dite i vostri nomi? Io mi chiamo Allegra. Io Allegra? Abram. E Mauro. Perfetto. Allora andiamo a vederci un po' il contributo. Grazie. Bravissimo. Ma quali sono le radici della nostra identità? Io, Marco Polo, sono nato nell'anno 1254. Il giovane Marco imparerà presto che ogni viaggio ha i suoi imprevisti. Buongiorno signor Pigafetta, siamo gli alunni di una scuola secondaria e siamo qui per farle alcune domande sul suo viaggio intorno al mondo. Sapevo perfettamente quali fossero i rischi di quella spedizione, ma dentro di me pensavo: bisogna rischiare per far sì che i sogni si avverino. Sapete chi è Prospero Alpini? Prospero Alpini è stato un medico, un botanico, un viaggiatore. Prospero Alpini era attratto da tutto ciò che poteva portare sollievo ai malati. Egli nota che gli egiziani, quanto gli arabi, sono soliti. Bene, complimenti ragazzi per questo lavoro, complimenti agli insegnanti. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Grazie, porti ovviamente i complimenti anche alla sua collega e andiamo in un'altra scuola, ci spostiamo nel Trevigiano, rimaniamo nell'ambito della ricerca storica, premio da 600 euro anche per l'Istituto Primo Levi di Montebelluna, presente uno studente, se non sbaglio, eccoci qua, Giona Favero, e il titolo di questo progetto premiato oggi è stato un memoriale per i giovani. Allora, intanto complimenti e immagino siate soddisfatti, no? Decisamente è stato un percorso lungo che è durato un anno. Inizialmente avevamo in mente di andare addirittura a Milano a lavorare con la Pearson, però proprio quei giorni in cui avremmo dovuto andare a Milano
è successo che è giunto il Covid-19 ed è saltato tutto. È stato un lavoro fatto specialmente a distanza, che però ci ha coinvolto tutti, ognuno di noi ha fatto un buon lavoro. Siamo un gruppo formato da 7 studenti e i miei ringraziamenti vanno innanzitutto al prof Tiziano Bottin, che ha lanciato l'idea e ci ha guidato con grande passione e competenza, al preside Ezio Tofano, che ha dato il disco verde all'operazione, e poi ai collaboratori della Pearson che ci hanno seguito con pazienza e professionalità, sempre e ovunque, e infine con affetto al personale del Memoriale Veneto, che ci ha accolto e ci ha anche consigliato come procedere. L'obiettivo del video... Andiamo... Ok, va bene. Sì? Vuoi che guardiamo prima... Questo. E l'obiettivo del video è di promuovere un'istituzione culturale, davvero innovativa, perché si tratta del primo memoriale contemporaneo dedicato alla Grande Guerra, che, in antitesi a quelli realizzati in età fascista, per celebrare la vittoria, ha il compito di demistificare la retorica bellica. Io con questo ho chiuso la introduzione. Perfetta, introduzione perfetta, molto interessante, grazie di cuore, e andiamo allora a vederci questo contributo sul progetto. Il MEVE è il primo memoriale contemporaneo dedicato alla Grande Guerra. Ma che cos'è un memoriale? Non è certamente il solito museo noioso e pieno di cose vecchie, ma un luogo che vi coinvolgerà con delle riflessioni relative al nostro presente. Non si può comprendere il presente senza tener conto della svolta data dalla Grande Guerra all'intera storia mondiale. La parte più interattiva è sicuramente quella dei 2 simulatori di volo. Ci si può immergere nei paesaggi montani allora interessati dai fronti. Raccontandoci la Grande Guerra e i suoi nessi col presente, insomma, il MEVE ci chiede: voi oggi di cosa siete testimoni? Perché ognuno di noi deve fare la sua parte e non smettere mai di interrogarsi su cosa si può fare di più. Bene, benissimo. Ovviamente ci fate venire voglia di andare a Montebelluna a vedere questo luogo magico, e complimenti anche a chi lo dirige, perché so che è una brava dirigente. Ho detto bene? Ho detto bene? Detto benissimo. Promosso? Ok. Vabbè, dai, grazie. speriamo di sì, dai. E in presenza speriamo ovviamente di fare queste visite. Complimenti a questi 7 ragazzi e ai loro insegnanti e dirigenti scolastici che hanno, come diceva poc'anzi, dato il disco verde per questa progettualità. Noi proseguiamo, rimaniamo nello stesso ambito, sempre nella ricerca. Questa volta però andiamo a scoprire cosa ci propone una scuola che ha vinto il premio da 600 euro, è la scuola secondaria Francesco Algarotti di Venezia, che ha collaborato nel progetto con la Proloco di Cavallino Treporti. Presente abbiamo uno studente, Luisa De Rossi, giusto? Sì. Ciao. E io dico anche il titolo del progetto: un itinerario in bicicletta tra mare e laguna. Ce lo racconti? Sì, allora innanzitutto ci terrei a ringraziare da parte della classe e della professoressa voi per l'opportunità che ci avete dato, e anche la Proloco di Cavallino Treporti e l'associazione Borgo di Lio Piccolo che ci ha permesso di visitare i siti. Il nostro progetto era pensato per raccontare il patrimonio storico, paesaggistico e naturalmente anche enogastronomico del litorale, e abbiamo pensato di farlo attraverso un percorso in bicicletta appunto tra mare e laguna. Quindi si parte dal faro di Punta Sabbioni per arrivare al caratteristico borgo di Lio Piccolo, e abbiamo cercato di raccontare i luoghi sconosciuti che spesso anche a noi stessi del luogo sono ignoti, ed è questo il nostro progetto. Complimenti per il progetto, e andiamo un attimo a vederci il contributo per entrare ancora di più. All'insegna di un turismo ecosostenibile vi accompagneremo, con un percorso in bicicletta, nella laguna nord di Venezia. Vi porteremo alla scoperta di Punta Sabbioni e del litorale di Cavallino Treporti, per poi raggiungere il caratteristico borgo di Lio Piccolo. Una vera e propria oasi di pace, un mondo fatto di specchi d'acqua, canali, barene e campi coltivati.
Castravure, susine e piatti a base di pesce sono solo alcune delle prelibatezze del posto. La vera eccellenza gastronomica locale è la Giugiola. In questo insieme di isolotti lagunari si respira un'aria di pace e tranquillità, immersi nel silenzio della natura e dove il tempo sembra essersi fermato. Complimenti davvero, e stupendi questi posti che conosciamo, luoghi davvero per immergersi nei silenzi della natura di quei luoghi. Abbiamo dei ringraziamenti da fare ulteriori? Ti chiedo, Luise? No, ho Va bene così. ringraziato tutte. Ok, comunque fatti vedere bene. Sei felice del premio raggiunto? Io sì, contentissima. Ok, Sì. grazie. Complimenti e un Grazie a saluto voi. ovviamente ad insegnanti e a compagni di scuola. Grazie davvero. Entriamo nell'enogastronomia, premio da 600 euro, in questo caso alla scuola primaria Pascoli di Fontanafredda, frazione di Cinto Euganeo. Siamo in provincia di Padova, ha collaborato nel progetto la Proloco di Cinto Euganeo. Presente Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico, che saluto di cuore. Titolo del progetto: del mascio non se butta via niente, come dice la tradizione. Esatto, buongiorno, io tra l'altro saluto tutti voi, vi ringrazio e in realtà a sorpresa, come si dice in questi casi, cedo la parola, ecco perché sono con la mascherina, alla maestra referente del progetto, giustamente come vuole la tradizione, perché sono stati loro a presentare tutto. Certo. Prego, Ci presenta la maestra Maria Elena Liberni. Buongiorno, Maria buongiorno a tutti. Grazie per la bella opportunità. Ben trovata. Al progetto hanno partecipato tutte le classi del plesso della nostra scuola, 92 bambini, e come avete capito abbiamo voluto valorizzare un animale che è stato importantissimo per la tradizione del posto, il maiale, che è stata una risorsa fondamentale per le persone. Era una riserva alimentare importantissima. E grazie alla Proloco e anche al lavoro dei genitori che hanno fatto le riprese dei nonni, noi siamo partiti proprio dalle testimonianze fatte dai nonni. Sono vere fonti storiche, orali, e dai loro racconti abbiamo realizzato questo filmato e naturalmente abbiamo messo in scena un copione e animato con i burattini costruiti proprio in classe dai bambini. E naturalmente le voci sono dei bambini, i bambini muovevano i burattini. Ci ha incuriosito e prima di salutarci andiamo a scoprire allora in questo contributo. Buongiorno a tutti, ne conosco? Se che fosse bisogno di presentazione, vi diciamo subito che siamo i maschi. Conosco anche come Porsei o col nome dei porci. Pansete, sadi, costeline, porchetta, mortadea. Quanta roba buona! Sì, è tutta roba del maschio. Neanche i figli del maschio, perché a fasini i spassolini, i penei, ecco, anche quello era giusto davvero. Se faceva anche il ciccio, quando ti destagliava il maschio, tirava fuori a parte del grasso. Complimenti. Grazie. Davvero bravi, davvero entusiasmante tutto ciò che riuscite a creare, ripetiamolo, in un anno del genere, davvero ha un valore ancora più importante, no? E magari anche un effetto ancora più importante per i ragazzi che hanno partecipato. Certo. La partecipazione dei nonni è sempre molto importante e significativa per i bambini della scuola. Certo. Grazie davvero ancora e complimenti e buon lavoro. Grazie. Allora rimaniamo nell'enogastronomia per questo premio da 600 euro che va anche in provincia di Padova all'Istituto Superiore per il Made in Italy di Noventa Padovana. È con noi Emanuela Apostolidis, adesso mi dirà quanto ho sbagliato, coordinatore didattico e ovviamente eloquente il titolo del progetto Cucina da Matti. Allora sì, non me l'hai detto giusto, quindi
Perfetto. Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'iniziativa, perché ci ha dato l'opportunità innanzitutto per far capire ai ragazzi che frequentare un istituto professionale alberghiero non vuol dire solo essere in grado di cucinare, ma soprattutto farsi portavoce, ambasciatore di una tradizione culinaria che, come avete ricordato prima, è più che millenaria, e di come quest'ambito si intreccia con l'ambito storico e culturale. Viaggiano su binari paralleli, ma si intersecano continuamente come simbolo non solo di tradizione, ma anche di valori, perché il nostro progetto poi parla soprattutto di diversità e di inclusione. Il progetto innanzitutto nasce da un'idea di Maria Cristina Zanardi dell'ASL 6, l'ospedale I Colli di Padova, e nasce con una visita didattica a settembre, ancora quando si potevano fare all'inizio, e l'archivista ci ha mostrato tutto il percorso storico che ha fatto il manicomio dal 1907 in avanti. Poi ci ha consegnato delle ricette datate sempre del 1907-1908, che era l'inizio del manicomio, e che facevano parte, venivano preparate proprio dagli ospiti del manicomio come pasto per gli inservienti e i direttori. Queste ricette sono state poi rielaborate in laboratorio da parte dei ragazzi, rimodernizzate, e poi hanno fatto anche un contest in cui hanno preparato queste schede tecniche e fatto assaggiare i piatti così ottenuti. Ecco, questo insomma il progetto completo, quindi un progetto che non solo è di ricerca storica, ma anche mostra i primi modelli di inclusività che venivano utilizzati. Inclusività, di socialità, di condivisione. Esatto. Poi grazie davvero, e abbiamo il contributo ovviamente da viverci insieme. Siamo partiti dalla visita all'ospedale, in precedenza ex manicomio dei Colli di Padova, guidati dall'archivista Maria Cristina Zanardi. Ci ha spiegato che il luogo di maggiore importanza è la colonia agricola e sono state ritrovate delle cartelle con all'interno, tra i vari documenti, alcuni menù dai quali abbiamo preso alcuni piatti riadattandoli ai giorni nostri, mantenendone la semplicità e l'uso di prodotti tipici della nostra regione. Il risotto ragutato, l'anguilla in umido, ecco, ovviamente abbiamo noi velocizzato le immagini, è davvero interessante davvero, che è un viaggio nella storia, ma un viaggio nel sociale, e ovviamente che fa anche riflettere. Esatto, ringrazio assolutamente i ragazzi di classe quarta, perché sono stati loro poi i protagonisti che hanno aderito al progetto con grandissimo entusiasmo, e ovviamente anche i professori che li hanno poi accompagnati e seguiti, ma la soddisfazione più grande è stata che in tutto il progetto i ragazzi fondamentalmente sono arrangiati, anche la musica sotto che sentivate, per evitare problemi di copyright eccetera, erano i ragazzi stessi che suonavano le canzoni, quindi è stato veramente un bellissimo progetto che ci ha fatto appunto vivere la scuola anche a distanza. Certo, grazie anche a lei, ed ha ragione farci riflettere che poi questi lavori portano i ragazzi anche a cimentarsi con la tecnologia, con le regole, no? In questo caso diceva il copyright della musica, cosa non banale quando crei un video, quando poi magari lo inserisci su Facebook o su altri strumenti, insomma molto interessante questi progetti. Grazie ancora la vostra scuola, e complimenti per quello che fate. Grazie. Allora, ci prepariamo ad andare nel terzo ambito, leggende e misteri e pro loco. Io chiedo a Fabrizio Tonon se sta andando tutto bene. Fabrizio, c'è qualcosa da sottolineare? No, tutto perfetto, e vorrei che tu facessi i complimenti alla tua regia e a Alessandra e a quanti stanno lavorando per queste premiazioni. Prendo
per spunto, visto che abbiamo qualche minuto e mi prendo questi 2 minuti per prendere appunto spunto anche da quello che ha detto Emanuele, che ha parlato di salute, di sanità. Credo che in questo momento non ci sia solo l'assessorato alla cultura coinvolto, ma anche quello della sanità. In questo momento stiamo facendo delle vere e proprie iniziative, delle vaccinazioni di bellezza, di energia con questo concorso. Quindi bellissimo. Volevo anche far evidenziare che fra le scuole fin qui premiate, ma ci saranno altri pezzi da 90 sul terzo ambito, sono scuole che si cambiano i ragazzi, ma sono scuole che partecipano a questo concorso praticamente da sempre. Faccio l'esempio di Erbezzo, ma anche della scuola a Todaro di Chioggia, e quindi sono presenti, e quindi al di là degli studenti che passano e poi diventano uomini nella nostra vita quotidiana, le scuole fanno questo lavoro. Prendo spunto anche perché vedo su Facebook che sono collegati moltissimi rappresentanti degli enti locali, sindaci, ma autorità, che in questo momento, a par nostro delle Proloco, ma anche a pari di tutti, sono a fianco degli istituti scolastici, e questo ci fa onore a loro, ma li ringraziamo noi, perché fino adesso abbiamo sentito ringraziamenti a noi, ma noi dobbiamo ribaltare la cosa alle scuole e a quanti stanno facendo questa attività. Voglio dirti un'altra e ultima cosa, che andiamo sull'ambito leggende e misteri, che praticamente è un altro progetto che fa l'Umpli a fine anno con il Festival dei Misteri, e questi sono gli spunti poi anche per trovare argomenti per il Festival dei Misteri di fine anno. Poi ci sono anche delle attività fatte dalle Proloco in cui gli studenti hanno preso spunto per fare qualcosa. Ultima e non meno significativa cosa, informo tutte le scuole che nei prossimi giorni non stiamo dando i premi, non stiamo dando degli attestati, ma riceveranno, non chiudiamo qui, l'attività continua naturalmente con la consegna dei premi, naturalmente in via informatica anche in questo caso. Certo. Allora, grazie Fabrizio. Intanto una considerazione, Fabrizio, siamo live da più di un'ora e mezza e davvero non me ne ero accorto da quanto interessanti poi sono questi progetti, e anche ascoltare insegnanti e studenti. Andiamo allora a premiare il terzo ambito, leggende e misteri, premio da 600 euro, c'è un ex equo, e andiamo dalla prima scuola dell'infanzia Don Modesto Sorio di Bribano di Sedico. Siamo nel Bellunese. Il titolo del progetto: San Nicolò e il Monte Pizzocco. Presente Marilva Triches, dirigente scolastico, che non è sola. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Grazie. Complimenti intanto. Grazie dell'opportunità che ci date ogni anno per valorizzare i nostri luoghi. Sono qua come portavoce soltanto di questa fantastica equipe che forma la nostra scuola e che fa scuola, un modo di fare scuola. E questo progetto è nato perché abbiamo questi due fantastiche cartoline di cui possiamo godere ogni giorno, che è il Monte Pizzocco e la nostra chiesetta di San Nicolò. E quindi è nato un po' per immaginare, raccontare e come far diventare i bambini divulgatori di questa immensa bellezza che esiste anche in pandemia, e che dovremmo volgere lo sguardo forse in questa occasione anche più sovente di prima. E abbiamo usato questi 3 linguaggi, quindi la drammatizzazione per quanto riguarda la classe dei grandi, e la leggenda si fa gioco per quanto riguarda la classe dei mezzani, e la musica per quanto riguarda la classe dei piccoli. Sono 3 leggende molto belle, sulla quale abbiamo lavorato per valorizzare questi luoghi, questi angoli di mondo fantastici,
e ci siamo riusciti, direi, a pieno, anche per coinvolgere in modo così i genitori e anche oltre. I bambini sono stati bravissimi, sono stati veramente dei divulgatori di bellezza, si sono recati in momenti possibili, ovviamente data le restrizioni, nei luoghi delle leggende, ed è stato un modo molto bello per coinvolgere anche altre persone come i genitori, zii, fratelli in questo nostro percorso, che ha dato anche voce e ha sottolineato nomi di vecchie cose, di vecchi paesi, i nomi delle montagne, di come sono nate le nostre Dolomiti, e quindi un progetto tutto tondo che girerà ovviamente anche in tutte le classi. Non sarà un progetto che finisce qui, un percorso fatto solo per partecipare al concorso, che sembra un gioco di parole, ma fatto proprio per che possa continuare ed essere alimentato anche nei prossimi anni con altri bambini. Certamente, grazie ovviamente per queste riflessioni. Ci presenta chi è vicino a lei? Certo, la maestra Paola e la maestra Emily, perché le altre insegnanti non sono potute venire a scuola. Complimenti anche ovviamente alle La nostra maestre. appunto, è un'equipe che fa scuola. Il nostro modo di fare scuola è lavorare comunque tutti insieme. Certamente. Andiamo a scoprire tutto quanto ci ha raccontato nel contributo. Grazie. Si racconta che un tempo, nell'antica Sedico, vivesse una bella ed elegante principessa. Era amata da tutto il popolo e i giovani la corteggiavano. Un brutto giorno, un vecchio mago di nome Pizzocco indossava sempre un vestito bianco, tutto pizzi e merletti, che ostentava. Quello che avvenne dopo rimase nella memoria di tutti gli abitanti del luogo. Bene, complimenti ancora. Grazie davvero, Grazie. complimenti per il premio e un Volevo abbraccio ringraziare, posso rifare un ringraziamento a Certamente. Schiocchette che ci ha aiutato per il video, e quindi grazie a tutti. Grazie a voi davvero. Grazie di cuore, continuiamo. Dicevamo che è un premio ex aequo con la scuola primaria Mario Merlin. Torniamo quindi a Sottomarina di Chioggia, provincia di Venezia, titolo del progetto La Valle dei Sette Morti, presente Vania Boscolo Contadini, insegnante referente. Ben trovata. Buongiorno e grazie alla Regione Veneto e all'UMPLI per l'opportunità che ci dà tutti gli anni. Se devo un attimo illustrare il progetto, volevo dire che noi siamo partiti pensando al nostro territorio. Il territorio del comune di Chioggia è un territorio ricco di diversità ambientali, di diversità storiche. Pertanto abbiamo pensato di avvicinare i bambini a questo territorio partendo dalle cose che piacciono di più, e sono senz'altro le leggende e soprattutto le storie di paura. E quindi abbiamo pensato di realizzare un video che comprenda la storia e immagini grafiche che possano essere di aiuto o di stimolo per altri insegnanti. Infatti, proiettando questo video, i bambini di altre scuole potrebbero essere interessati insieme agli insegnanti a trattare in maniera più approfondita il territorio. Nei disegni infatti sono presenti tutti gli elementi che fanno caratteristica a Chioggia, che sono per esempio i camini, l'abbigliamento dei pescatori, la pipa a chioggiotta, il bragozzo, le vele e così via. E quindi questo potrebbe essere proprio, l'abbiamo fatto con l'intento di agevolare altri insegnanti proprio in spunti per i ragazzi della scuola primaria. Complimenti. Andiamo a scoprire il contributo insieme per poi salutarci e magari fare dei ringraziamenti ulteriori. Prego. Antoni, ma sei proprio sicuro di andare in mare? Chi ne dà da mangiare? Minghi preti morti, sui nostri bracci. Vieni anche a me! In quel giorno stramaledetto pescarono fino a sera, ma niente. Ad un certo punto, però, caricarono il morto sul bragozzo e lo misero da prua. Questa storia è rimasta a metà tra verità e leggenda e si è tramandata fino ai giorni nostri.
Ecco, come avete visto ci sono delle parti di dialoghi in dialetto, perché appunto si tende a dimenticare la parte del dialetto veneto, che invece in realtà è una lingua, e quindi riteniamo opportuno che sia indispensabile recuperare il dialetto. Io volevo semplicemente ringraziare tutti gli alunni che si sono molto impegnati per la realizzazione di questo lavoro. E complimenti ovviamente a loro per aver Grazie. ottenuto poi un successo che speriamo li ripaghi, no? Anche di tanto impegno. Grazie a voi. Rimaniamo Leggende e Misteri, premio da 600 euro anche per la scuola media superiore italiana, guarda un po', si chiama Dante Alighieri di Pola, quindi in Croazia. Tema Puff Horror all'Istriana, il titolo del progetto, presente Teo Banco, insegnante referente. È Buongiorno, così? buongiorno a tutti, sì, è così, tutto giusto. Buongiorno, ecco. Quindi la Dante Alighieri, quindi la nostra scuola media superiore di Pola, quest'anno ha partecipato con questo progetto intitolato Puff Horror all'Istriana, che sarebbe più o meno un tipo di video horror splatter, ed è stato realizzato dalla classe prima A del liceo generale della nostra scuola, che appartengono ad un gruppo di lavoro chiamato Gruppo Sconosciuti. E questa scelta, comunque, di solito partecipiamo con un gran numero di ragazzi, ma quest'anno la scelta è dovuta soprattutto alla situazione epidemiologica qui in Croazia. In poche parole è un video che raccoglie e racconta nel dialetto istroveneto le storie e le leggende della tradizione orale, ma alcune di queste storie poi sono comunque state ritrovate anche in documenti cartacei e che sono successe nei borghi dell'Istria meridionale. Il video, giusto per sintetizzarlo un attimo, è stato pensato come un racconto preso da un diario in cui la narratrice, attraverso dei flashback, ricorda un incontro con i suoi amici di classe durante quest'anno, caratterizzato e interessato dalla pandemia e del lockdown, e questi giovani ragazzi, quindi questa classe, dopo essersi riparati da certe intemperie, quindi dalla pioggia, si sono ritrovati e messi in una classe e hanno iniziato a raccontarsi queste storie di paura. Beh, complimenti. Complimenti davvero. Vi domando, per Dante Alighieri avete organizzato qualcosa quest'oggi? Di virtuale, ovviamente. Momentaneamente siamo in DAD e perciò è stato un po' difficile, perché da questa settimana siamo rientrati alla scuola online, perciò stiamo cercando di organizzarci. Avevamo pensato qualcosa per la giornata di oggi, ma ecco, nelle situazioni in cui ci ritroviamo è un po' difficoltoso, però abbiamo dei progetti in corso per quanto riguarda i festeggiamenti del 700°. Certamente. Beh, la premiazione di oggi speriamo sia simbolica anche in nome del sommo poeta. Allora, grazie, ma andiamo a vedere il contributo dalla regia. Era una sera buia e tempestosa. Passando vicino alla scuola, abbiamo visto che la porta era aperta e dentro noi a trovare rifugio da ste intemperie. Siamo entrati e via. Abbiamo trovato tante robe e un bel libro di italiano che ne ha fatto un'idea. Contiamoci delle storie come nel Decameron, ma di paura però. Si conta che si sanno che era sempre belle mule. Tutti i muli che erano innamorati e non guardavano neanche quelle degli altri paesi. Ste altre, gelose, le che deciso di fargliela pagare. Sentiva bussare la gente di notte a Coridico, 1656, pieni di paura e si augurava che non era la porta della loro casa. E dunque disciotterato il cadavere di un'anziana morta il giorno prima. Bravi, complimenti. E un saluto ovviamente ancora alla Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola. Grazie ancora per aver partecipato. Grazie. E speriamo ovviamente di vederci l'anno prossimo con altri contributi e poi aspetteremo la commissione a dirci quali meriteranno i premi dell'edizione prossima. Grazie ancora. Ma noi rimaniamo in questo terzo ambito, sezione Proloco, premio da 600 euro che va alla scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo di Castagnaro, provincia di Verona. Anche in questo caso c'è stata la collaborazione con la Proloco di Castagnaro. Il titolo del progetto Le Anguane della Rosta e la battaglia di Castagnaro, presente Riccardo Celeghin, insegnante referente, se non sbaglio non solo.
Sì. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, come dire, siamo onorati intanto di aver partecipato e di essere qui. Le Anguane della Rosta e la battaglia di Castagnaro. Allora, è una grossa soddisfazione quella di essere riusciti in un tempo come quello di adesso, di pandemia, ad aver messo in scena una pièce teatrale che ha avuto la base storica della nostra battaglia nel nostro territorio, la battaglia di Castagnaro, che è quella che segna la fine del dominio dei Della Scala. Infatti dopo questa battaglia, insomma, Della Scala perdono Verona, e quindi abbiamo pensato di inserire anche un elemento leggendario, pensando che le famose anguane, che sono tipiche comunque del territorio veneto in ampio senso, ma anche mitteleuropeo, abbiamo provato a pensare che qualcuna di queste anguane avesse potuto seguire, aver scivolato lungo l'Adige ed essere arrivata fino al nostro territorio, un territorio ricco di eventi che ruoteranno attorno alla nostra battaglia. Nella nostra pista teatrale abbiamo fatto anche una ricerca storica per quanto riguarda la farmacopea, la farmacologia dell'epoca, quindi c'è un discorso non solo di leggende, perché è l'elemento aggiuntivo di quest'anno, ma c'è proprio un discorso di ricerca storica e di applicazione poi. È stato difficile, ma è stato bello, perché i ragazzi hanno partecipato tutti molto ben, volentieri, insomma, è una grossa soddisfazione, veramente. E continueremo su questo passo, continueremo comunque. E ringrazio, sono qui con la mia dirigente, che devo ringraziare, perché senza l'appoggio continuo dei dirigenti anche noi saremmo un po' frenati, cosa che non succede qui, insomma, perché abbiamo molta libertà. Grazie a Lupi, grazie a tutti voi per la possibilità e per la possibilità di dar voce alle scuole e a tutta questa didattica, che è una didattica laboratoriale che fa apprendere i ragazzi in modo diverso, quindi grazie per questa occasione. No, grazie a voi e complimenti per aver risposto in questo modo a queste progettualità. Giustamente tutte osservazioni molto chiare, e ripetiamolo ancora per chi si fosse collegati solo adesso, che in un anno così particolare questi progetti ovviamente hanno avuto anche le loro difficoltà, ma probabilmente hanno anche dato modo di rimanere nell'alveo della normalità per i nostri studenti e scolari. Grazie ancora, ma abbiamo il contributo da vederci. Siamo nei pressi del villaggio di Castagnaro, la notte del 10 marzo 1387. Siamo circa 26.000 soldati, contro quasi 10.000 di loro. Signore, siamo accampati su 2 linee. Ho schierato gli arcieri nella seconda. Ho visto questa battaglia, sarà molto dura e sanguinosa. Alle rive dell'Adige, dietro la Bastia, le donne curatrici di Padova sono alle prese con soldati feriti. Ora basta, riposerete d'ora in poi, nascosta agli uomini, e io controllerò quello che farete. Contemporaneamente, Giovanni Ordelaffi e Eustasi Napolenta, comandanti delle forze scaligere, si arresero ai Padovani. Bene, grazie ancora e davvero un saluto di cuore alla vostra scuola, un saluto di cuore a tutto ciò che ruota attorno all'Ippolito Nievo di Castagnaro in provincia di Verona. Grazie. Allora, abbiamo terminato le premiazioni per i 3 ambiti e adesso abbiamo però l'occasione di andare a consegnare delle menzioni speciali. Saranno menzioni speciali con premio anche di 400 euro, quindi un premio comunque importante, ma cominciamo dalle emozioni che vengono da oltre confine. 2 menzioni speciali infatti andranno alle scuole italiane di Istria, che con la loro presenza continuano a dare ancora maggior valore a questo concorso. La prima, la scuola elementare Martinuzzi, scuola periferica di Galesano Dignano, siamo in Croazia ovviamente. Il titolo del progetto La cucina del passato, e abbiamo con noi Anna Giunio Modrujan, insegnante referente. Prego.
Buongiorno a tutti. Intanto complimenti. Buongiorno a tutti. Ringrazio, ecco, per questa opportunità. Mi preme subito dire che non sono solamente io che ho partecipato, ma anche la collega. Attualmente ci troviamo in 2 sedi diverse, Alda Piccinelli Zettina. Ecco, non è stato, oltre al lavoro fatto con i bambini, ma ecco, mi preme menzionare la collega perché siamo in coppia. Ecco, noi abbiamo preparato un piccolo dizionario vademecum partendo dai vocaboli tipici del posto di Galesano, ai piatti tipici, alle ricette, ai proverbi, modi di dire. È stato un collage di tante piccole cose con fotografie e immagini riguardanti la cucina del passato, cucina intesa sia come ambiente ma anche come ambiente di ritrovo e ambiente anche in cui la famiglia si riuniva attorno al tavolo, ecco, partendo quindi dagli oggetti ai proverbi, ecco. Così. Grazie davvero di cuore. Il contributo lo vedremo in conclusione con gli altri e ci sarà sicuramente anche il vostro. Mi fanno cenno, ovviamente, dice la regia. Allora, grazie, ma la menzione speciale è anche a un'altra scuola italiana, la scuola elementare Martinuzzi, sezione classi inferiori di Pola. Il titolo del progetto Golosessi de Nona in Tola. Abbiamo presente Rosanna Biasiol Babic, insegnante referente. Complimenti anche a voi. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio a nome della direzione, delle colleghe e naturalmente degli alunni della prima classe della scuola elementare Giuseppina Martinuzzi di Pola e naturalmente a nome mio personale. L'attività svolta ci ha dato l'opportunità di conoscere e di far conoscere i dolci tipici che si sono tramandati fino ai giorni nostri. Il nostro lavoro è intitolato Golosessi de Nona in Tola, de Pasqua a Nadal a Santissimo Carneval, ed è una serie di immagini, di proverbi, di modi di dire, di canti, di poesie legate a tutte le tradizioni che poi facevano portare questi dolci in tavola. Gli alunni ci hanno messo tanto impegno, questo sicuramente sì, perché sono bambini piccoli di prima elementare. Comunque ringraziamo molto per aver valutato positivamente questo nostro lavoro e naturalmente grazie di esserci per il bene di tutti noi. Grazie. Grazie invece a voi davvero per questi contributi e ovviamente per questo continuo contatto con un progetto che, come dicevamo prima, ha davvero ancora più valore per queste collaborazioni con le scuole d'Istria. Grazie ancora, rimaniamo sui premi da 400 euro, queste menzioni speciali che vanno ad altre 9 scuole e poi andremo a chiudere le premiazioni. Rimaniamo nell'ambito 1, siamo dalla scuola primaria Edmondo De Amicis di Erbè in provincia di Verona. Salutiamo Raffaella Dianin, vicaria, sezione poesia il premio, i lavori di un tempo in poesia. Da Erbè vediamo se il collegamento c'è. Noi la sentiamo. Noi sì, però vediamo se migliora il collegamento. Non vi vediamo. Sì, vi sentiamo. Allora, intanto procediamo, facciamo uscire Erbè e vediamo di riprenderli prossimamente. Andiamo a consegnare virtualmente il premio di 400 euro, ambito 1. Vediamo, ecco Erbè, li vedo. Proviamo a riportarli dentro. Ci siamo? Sì, ci siamo. Perfetto. Allora, intanto complimenti. Dicevamo, sezione poesia, i lavori di un tempo in poesia. Questo è il titolo del vostro progetto che ha ottenuto una menzione speciale, o meglio un premio di 400 euro. Beh, noi vi ringraziamo per l'opportunità che ci avete offerto. Come scuola siamo orgogliosi dei nostri insegnanti e dei nostri ragazzi che si sono impegnati tantissimo in questo progetto. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale e la Proloco del paese che ci hanno supportato, oltre ai genitori, e lascio la parola
dall'insegnante che ha curato il progetto stesso. Grazie. Grazie, soprattutto le maestre della scuola di Erbè hanno curato. Io ho fatto un po' solo il montaggio del video. Il video riguarda i mestieri scomparsi, il caregar, quello che aggiustava le sedie, il parolotto, quello che aggiustava il parol dove insomma, si cucinavano tutte le pietanze, e il sensar che metteva un po' d'accordo i contratti attraverso una stretta di mano, l'ombrelar che aggiustava gli ombrelli, i salti che erano una sorta di menestrelli, cioè quei chiarici vaganti che fin dal Medioevo portavano allegria di tutta Italia, dell'Italia dei comuni di 700 anni fa e anche di più. Anche il Torototel è una figura così da rivalutare. Poi è stato molto bello il video che hanno fatto insieme con i loro disegni attraverso il paese, l'origine anche del nome del paese, attraverso una leggenda di Gonzaga che ebbe un rapporto un po' conflittuale con la Repubblica Serenissima di Venezia, e appunto c'era anche di mezzo il paese di Erbè. È stato proprio un bel lavoro supportato dalle musiche originali veronesi, come la danza dei sette passi, che è originaria proprio di Verona. Sembra che derivi da una danza austriaca, la Sieben Tanze, cioè la danza dei sette passi. Certo. Grazie. E l'insegnante si chiama, tanto per... Io Marco Pasetto. Complimenti anche a lei, ovviamente. Il lavoro lo vedremo nel contributo finale. Grazie ancora e complimenti. Andiamo da Verona, torniamo in provincia di Venezia per premiare con questa menzione speciale la scuola secondaria di primo grado Toti di Mosile di Piave. Presente Luisa Florian, non solo, insegnante referente. Stiamo parlando di una menzione speciale per la sezione teatro. Il titolo del progetto è Il treno, storie della bisnona Carmea. Ci sentiamo in sottofondo, se volete spegnere, ovviamente abbassare il volume di Facebook. Non è il nostro. Eccolo. Forse conviene spegnere quello. Ce la facciamo? Sì. Non vi sentiamo. Non ci sentite. Allora proseguiamo e ci torneremo tra poco a Mosile di Piave, e questa volta da Mosile di Piave andiamo nello Pitergino in provincia di Treviso, perché menzione speciale spetta anche alla scuola secondaria di primo grado Brandolini Rota di Oderzo, sezione teatro L'arte del mondo contadino dalla terra alla tavola. Presente Valentina De Carli, insegnante referente. Complimenti. Grazie, buongiorno a tutti, grazie alla Regione Veneto e anche all'UMPLI per questa straordinaria opportunità che ci avete dato anche quest'anno. I nostri ragazzi, dopo aver approfondito un po' il contesto storico, sociale e culturale del Veneto, hanno steso con la nostra collaborazione un vero e proprio copione teatrale per mettere in scena lo spettacolo. Questo lavoro ha voluto mettere in luce le diverse attività che i contadini svolgono nei vigneti nel corso dell'anno, ma anche il frutto che deriva dal loro lavoro. In ogni scenetta abbiamo ricordato un tipico detto veneto riferito ai mesi trattati, prima di far entrare in scena tutti i vari personaggi, dal Toni, Bepi, Nane, Beppa, Marcea, che raccontano le loro mansioni quotidiane. Abbiamo cercato di far emergere il duro lavoro che il contadino svolge quotidianamente per far crescere rigoglioso il suo vigneto e anche l'esperienza che lo caratterizza. Certo non sono mancati quei momenti di riposo in cui esaltare il piacere anche di bere un buon bicchiere di vino. Ai contadini poi abbiamo affiancato talvolta anche le loro mogli,
proprio per mettere in evidenza le doti culinarie delle donne venete, citando numerosi piatti della tradizione locale. Ecco, voglio fare un ringraziamento particolare a tutte le famiglie che hanno messo a disposizione tutti i diversi oggetti di scena, a tutte le mie colleghe e colleghi che hanno collaborato con me per la realizzazione dello spettacolo, e la nostra preside e il direttore dell'istituto. Bene, grazie ancora, intanto complimenti ovviamente per la spiegazione anche, che ha fatto sentire tutto l'entusiasmo che ci mettete anche voi per trasmettere poi tutti questi pezzetti di storia che utili poi anche a vivere meglio il presente. Grazie ancora al Brandolini Rota, grazie a lei per il contributo. Video lo vedremo il contributo nella fine di questa premiazione. Noi ci tentiamo di nuovo, andiamo a Musile di Piave. Vediamo se in collegamento o se mi sente la scuola secondaria di primo grado Toti. Siamo. Allora, dicevamo buongiorno a voi, complimenti per questa vittoria, questa menzione speciale nella sezione teatro. È il treno Storia di Abisnona Carmea, il titolo del lavoro. Sì, è una storia che ha colpito molto i ragazzi e una delle più grandi difficoltà che hanno dovuto affrontare è stata proprio la trasformazione del racconto in un testo teatrale, in dialoghi. E dobbiamo sinceramente ringraziare l'associazione Grill, con la quale collaboriamo da anni, perché questo gruppo è un gruppo di ricerca identitaria e linguistica, ha potuto dare veramente un aiuto ai ragazzi nella dizione, perché il testo era in dialetto, nella dizione, nelle pause, negli accenti. E diciamo che oltretutto il percorso ha insegnato, ha lasciato molto ai ragazzi. Loro hanno imparato che da nonna Carmela hanno imparato che si può cadere, ci sono tanti problemi, tante difficoltà nella vita, ma sempre si può superare, basta insomma che ognuno pensi, che guardi positivamente, insomma, che veda, che sia consapevole del problema, e la forza deve venire da se stessi. Questo è il più grande insegnamento. Ogni giorno i ragazzi devono imparare a dirsi ce la posso fare. E ecco, questo diciamo è quello che loro hanno imparato e che secondo noi insomma è il messaggio più importante, perché è stato difficilissimo fare teatro in queste condizioni e anche con uno sguardo insomma pesante a volte. C'è stato il lockdown, ma questo insomma tutte le difficoltà sono già state enumerate, e quindi grazie. Abbiamo anche il nostro dirigente e abbiamo insomma, qui siamo un bel gruppo, quindi complimenti per l'organizzazione di tutta la premiazione. Saluto tutti i presenti e voglio fare anch'io i miei complimenti a questi ragazzi che hanno lavorato bene con le professoresse e con l'associazione Grill. Perché non si sente? Non sentiamo. Non sentiamo più niente. Non riusciamo. Sì, problemi di audio, ogni tanto succede, ma stavamo solamente dicendo in diretta complimenti per l'obiettivo raggiunto di aver messo questo semino nel cuore dei ragazzi. Ovviamente va di moda questa parola di resilienza, ma ha dei significati importanti che poi si porteranno nel resto della loro vita con sé. Grazie, e questo è merito degli insegnanti e dei dirigenti che stanno nelle nostre scuole. Grazie ancora, continuiamo in questa cavalcata, siamo nell'ambito 2 delle menzioni speciali. Come avete
capito bene che c'è un premio comunque consistente di 400 euro che va anche alla scuola primaria Luigi Caburlotto di Mestre. Siamo ovviamente in provincia di Venezia, sezione enogastronomia. Parla come ti magni, il titolo del progetto, e abbiamo presente Ilaria Pasqualetto, insegnante referente. Allora, buongiorno buongiorno e complimenti. Grazie, ringrazio da parte di tutta la scuola, di tutti gli studenti, da parte della nostra coordinatrice Jessica Zennaro. Purtroppo, come tutti gli studenti, adesso siamo in didattica a distanza e mi trovo io a essere da sola qui, ma mi faccio portavoce appunto di tutta la scuola Luigi Caburlotto. Grazie della bellissima occasione e grazie della menzione speciale di questo premio che ci rende veramente orgogliosi di appartenere a questo territorio e di poterlo anche portare dal punto di vista dell'enogastronomia e soprattutto della diversità, proprio perché questo progetto nasce dalla multiculturalità della classe quinta della scuola Luigi Caburlotto, che ha visto alcuni bambini impegnati nella preparazione delle ricette, coinvolgendo mamme, zie, nonni, genitori, parenti vari con le vecchie ricette di famiglia, e altri bambini invece che della stessa classe hanno raccontato con il dialetto veneziano, utilizzando il dialetto veneziano e il dialetto veneto, queste ricette. E quindi si sono confrontati con una lingua che assolutamente non viene parlata in famiglia, ecco. E loro hanno capito la bellezza appunto proprio della diversità che dà la ricchezza della nostra cultura. E quindi anche questo progetto andrà avanti, adesso ci sarà uno scambio, possiamo dire al contrario, quindi vedere un attimo di andare a vedere quelle ricette che vengono da altre località, da altri paesi, come si possono inserire nella nostra tradizione. E quindi non ci resta che andare avanti. E non ci resta che farvi i complimenti, e vedete come poi questi progetti quindi danno anche una continuazione, un lavoro di analisi, di condivisione. Bravi, bravi davvero anche a voi, e complimenti per la menzione. Un saluto ovviamente a tutti i ragazzi. Noi continuiamo, menzione speciale anche alla scuola dell'infanzia Sacra Famiglia di Stienta. Siamo sempre in provincia di Venezia e anche in questo caso c'è stata la collaborazione nel progetto con la Proloco, sempre sezione enogastronomia. Anfet la pinza, il titolo, è presente Marinella Bizzi, ma non solo. Buona giornata intanto e complimenti per questa menzione. Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? No. Allora proseguiamo cercando di ripristinare correttamente il collegamento. Menzione speciale anche per il liceo artistico Rosselli di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, presente Antonello Rota, insegnante referente, che saluto di cuore. Titolo nella sezione ricerca storica Luoghi Veneti. È così? Abbiamo problemi di audio, non sentiamo il professor Rota. Forse è da togliere le cuffie? Eccoci. Lei mi sente comunque? C'è qualche problema di audio in ricezione, perché noi siamo ovviamente in diretta e l'audio funziona. Noi ci proviamo tra poco a ricollegarci. La regia mi fa segno di procedere nell'ambito 3 con la menzione speciale alla scuola primaria di Velo Veronese. Siamo ovviamente in provincia di Verona, presente Nicolò Vedovi, insegnante referente. Il titolo per la sezione Leggende e Misteri è Lessinia, passeggiando tra le leggende. Ho detto bene? Sì, ha detto benissimo. Buongiorno a tutti, grazie per questa menzione speciale. E nel fare il nostro lavoro noi siamo partiti dalle leggende della nostra zona, della Lessinia veronese, e con i bambini e le bambine le abbiamo riviste e semplificate. In questo modo anche i bambini, parliamo di bambini di seconda e terza elementare, hanno avuto accesso a questa ricchezza culturale e storica che non tutti conoscevano. Oltre al risultato ci interessa sottolineare il processo,
nel senso che i bambini hanno collaborato e hanno lavorato in pluriclasse nel fare questo progetto. L'idea di creare un sito che fosse di facile utilizzo e chiaro nasce dalla volontà di condividere queste leggende con persone che non conoscono il territorio, che vengono da fuori. E nella costruzione del sito abbiamo dato priorità alla sostenibilità e all'inclusione, utilizzando pochissima carta e quindi pochissimo materiale di scarto e lavorando principalmente online. E riguardo l'inclusione abbiamo chiesto ai bambini di, oltre di scrivere le leggende, anche di realizzare un audio, in maniera che tutti possano ascoltare le leggende, sia i bambini più piccoli, sia i ipovedenti o comunque persone appunto con particolari difficoltà. Beh, che dire, complimenti, e ancora una volta percepiamo, no, che questi progetti, questi lavori che vanno verso la tradizione poi mettono i ragazzi, i bambini alle prese con le nuove tecnologie, con nuovi modi di esprimere la propria creatività. Complimenti comunque agli insegnanti perché ci portano i nostri ragazzi in queste direzioni. Bravi e complimenti ancora. Menzione ovviamente meritata. Tra poco vedremo anche il vostro contributo nella quella che possiamo definire una sigla finale. Noi ci ritentiamo per andare a consegnare virtualmente la menzione speciale. Ritorniamo in provincia di Rovigo alla Sacra Famiglia di Stienta, scuola dell'infanzia. Siamo in collegamento, mi sentite? Sì, Noi vi sentiamo, perfetto, eccoci qua. Se non sbaglio, Marinella Bizzi, insegnante referente, e allora lei la presentazione del progetto e ci dica anche lei il titolo, così lo pronuncerà in modo perfetto. Allora, il progetto si chiama Anfet la Pinza. È un progetto che è nato in collaborazione tra la nostra scuola dell'infanzia, che è una scuola di un piccolo paesino in provincia di Rovigo, che appunto è Stienta, e dove sono iscritti circa 50 bambini. Il progetto è stato fatto seguendo le normative Covid, quindi con un piccolo gruppo di bambini, perché quest'anno ovviamente non abbiamo potuto mescolare le bolle, per cui abbiamo scelto una rappresentanza dei bambini e l'idea è venuta per valorizzare questo nostro tipico prodotto tipico locale, che è questa pinza alla munara, che è una pinza che veniva fatta dagli antichi mugnai che lavoravano sulle rive del Po, e che è un prodotto molto semplice, fatto con pochi ingredienti, e ci è venuta l'idea di farla realizzare proprio dai 5 bambini che rappresentano una famiglia degli anni del 1950. E abbiamo scelto una location dove insomma è realizzata questa pinza, e niente, per il progetto appunto dobbiamo ringraziare il presidente della scuola, che ci ha dato ampia libertà di realizzare il progetto, e la Proloco, che appunto ci ha dato l'idea e la collaborazione. Bene, grazie. Intanto attorno a lei vedo delle altre persone. Abbiamo il sindaco e il vicepresidente della Proloco. Ah, ok, complimenti. Bravo il sindaco, il primo cittadino vicino alla scuola, immagino vicino alla Proloco, no? Senz'altro. Ne approfitto per ringraziare sia la scuola che la Proloco e per ringraziare voi per la splendida iniziativa, ottima idea. Grazie. E d'altronde, sindaco, senza Proloco sarebbe difficile, no? Fare molte cose e senza soprattutto poi i volontari che compongono le Proloco. Certamente, grazie ancora. Grazie a tutti i volontari. Certamente, volontari, insegnanti, genitori, comunità, e andiamo a tentare il collegamento con l'ultima menzione speciale. Ritorniamo a Castelfranco Veneto, al Liceo Artistico Rosselli, dove ci attende il professor Rota, dicevamo sezione ricerca storica, Luoghi Veneti, il titolo del progetto. Mi sentite adesso? Benissimo, professore. Grazie per la pazienza. Tanto ringrazio l'Umpli di Veneto e la Regione per l'opportunità che ci dà ogni anno. Noi partecipiamo dalla prima edizione, quindi siamo ben felici di fare questo percorso con i ragazzi. Questo è un liceo artistico a sezione audiovisivo multimediale. Abbiamo prodotto 11 video e poi il concorso ha ridotto a un trailer di lavori che abbiamo fatto.
ringrazio sempre il dirigente scolastico sempre per l'opportunità che ci dà, e ringrazio anche i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro, e soprattutto alla classe. La classe si è dimostrata anche in questo momento così difficile di pandemia, dove effettivamente era sempre complesso andare a fare le riprese fuori dalla scuola, sono riusciti a dare un grosso contributo, quindi anche la situazione emergenziale non ha aiutato, però ripeto, ringrazio tantissimo la classe che ci ha creduto in questo progetto, abbiamo fatto le corse per riuscire a partecipare, quindi ringrazio tutti. No, siamo noi a ringraziare voi per il lavoro che fate e soprattutto per essere con noi da 10 anni, quindi dalla prima edizione. Grazie ancora, menzione speciale anche in questo caso meritatissima. Grazie anche ai colleghi e alle colleghe che lì vicino che abbiamo visto. Grazie a questo ovviamente lavorare di squadra. Grazie ancora, e abbiamo concluso le premiazioni, abbiamo visto 3 ambiti con lavori straordinari, menzioni altrettanto straordinarie, i cui lavori li andremo a vedere in un video che ci servirà da chiusura. Intanto vado da Fabrizio Tonon, che è rimasto ovviamente con noi per tutto il tempo a seguire le premiazioni. Fabrizio Tonon, coordinatore di un progetto scuola di Umpli Veneto, che penso abbia raggiunto davvero l'obiettivo, no? Un obiettivo non solo culturale, ma anche inclusivo, sociale, tecnologico, enogastronomico, storico. Hai detto bene, tutte iniezioni che fanno ben sperare per il futuro. Io non ho nulla da dire perché credo che questa giornata, questa mattinata abbia detto tutto, e quindi lascio a te nel ringraziare, come ho ringraziato più volte, ma lo faccio qui alla fine, tutta la segreteria e l'Umpli regionale, ma naturalmente la Regione del Veneto, le scuole, l'ufficio scolastico. Voglio fare un ringraziamento in questo momento a Stefano Antonini, che mi ha aiutato, essendo un professore, su un'attività io che sono un tecnico agricolo quindi mi serviva, quindi un ringraziamento a lui e a tutti quanti, a te, alla tua regia, e a Paola che con essa e con tutti quanti abbiamo portato in porto questo concorso per il 2020-21 e ci apprestiamo per il prossimo, e quindi metto in allarme la commissione perché da domani mattina si riparte. Certo, allora grazie Fabrizio. Io chiamo in causa il presidente di Umpli Veneto, Giovanni Folador, tanto anche perché mi interessa chiederle come è andata, no? Abbiamo visto tanti progetti che ci hanno fatto assaporare tantissimi modi di ricerca, come dicevamo, di condivisione, di inclusione. Insomma, quando la scuola fa così è davvero una scuola che funziona, e funzionano anche le Proloco. Ma sicuramente ho visto dei lavori veramente di alto livello, nonostante, diciamo così, tutte le difficoltà, e quindi un grande apprezzamento per tutti. Non avevo avuto modo di vederli, li ho seguiti tutti, e veramente sono soddisfatto del grande lavoro svolto dalle Proloco e dalle scuole. E dico grazie anche al lavoro che avete fatto anche voi come regie nell'insieme, anche te Luca. È stata sicuramente una bella mattinata, lunga ma molto intensa e ben strutturata. Ringrazio ancora tutti, soprattutto tutti quelli che hanno, oltre che le scuole, tutti quelli che hanno lavorato nell'Umpli per questa organizzazione, con a capo Fabrizio Tonò. E ringrazio sempre, non l'ho fatto all'inizio, ma voglio ringraziare la Regione Veneto, che poi è la vera protagonista di tutto questo, che crede a questo nostro progetto, che lo sta portando avanti da 10 anni, che quindi si supporta in tutto questo, e all'assessore Corazzari, che hanno questo spirito di portare avanti la cultura, l'identità
il patrimonio storico del nostro Veneto. Nella giornata di 1600 anni di fondazione di Venezia penso che sia il più bel coronamento. Quindi grazie a tutti. È un 25 marzo, Presidente, davvero ricco di significati, sia per queste premiazioni, sia per la fondazione di Venezia 1600 anni fa, e sia perché è il Dante di. Grazie davvero a tutti voi, a quelli che hanno contribuito alla realizzazione di queste premiazioni, anche a quelli che non si vedono, che lavorano in silenzio dietro le quinte, ma soprattutto è stato facilissimo, grazie al merito di insegnanti e ragazzi e bambini che ci hanno regalato dei progetti davvero speciali. Noi andiamo in sigla con i contributi delle 9 menzioni speciali. Grazie ancora e al prossimo progetto scuola di Umpli Veneto. E adesso non è più. L'ombrellare parle piace, parle vie e passava. E rifà l'ombrellare e sbraiava. Dai a me borsetta, tira fuori a etera che mi aveva scritto Piero, me Mario. Lui sì che sapeva scrivere bene. Sua etera il mi aveva scritto che quel treno ha e sarebbe partito dopo i sie botti, ma a me non mi interessa altro che andare in Francia. Verso le 17 Carmela vede arrivare al suo binario il treno. Famiglie contadine si adoperano quindi alla vendemmia nelle giornate d'autunno ancora calde e soleggiate. Signor, en cuo me tocca anche a vendemar. Ma vieni tu con sala così? Se tu farà come ora, devi andare a mettermi sui stivali, se no la guaz me bagna. La preparazione del baccalà mantecato. A Sara bagno per 2 giorni un tocco di stoccafisso, versare le segole e metterle a fuoco basso. Per la pasta e fagioli occorre sal, pepe e carote. Per il fegato alla veneziana occorre Marisa, ascolta, stasera sono proprio stufo, in cuore, è stata una giornata piena. Mamma, ma cos'è la pinza alla monara? Adesso al mio putin, in tan carafag, at contra storia la pinza alla monara. Benvenuti a Noale. Malgrado le sue dimensioni, si possono riscoprire più di 2000 anni di storia. Benvenuti a Castelfranco Veneto, storia di nobili, di commercianti di popolani. Così è Venezia, una città diversa da tutte le altre. Successivamente, al termine di Calle Barucchi, superato il ponte dei Ghetto Vecchi. Lo schiaffo dello spirito. In un filò della contrada Cunec si raccontavano alcune storie di orche e fate.